tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare, storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, da sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con quest'amore che non è grande come vorrei. Qui un tempo c'era la pista da bob. Oggi questa pista è stata demolita, ma questa pista fa parte di un principio di Olimpiade che doveva essere sostenibile e doveva essere partecipata. Ma la sostenibilità economica evidentemente e ambientale, con quasi 3 ettari di lariceto che verranno rasi al suolo, non c'è. E nemmeno la partecipazione, perché cittadini e ampezzani non sono mai stati coinvolti nella decisione di come e dove fare queste Olimpiadi. Tanto che hanno dovuto manifestare per vedere salvaguardate aree naturali dove volevano costruire villaggi olimpici, appunto, e piuttosto questa pista. Chiediamo che venga utilizzata la pista esistente di Innsbruck, lo proponiamo da tempo e siccome le istituzioni non si sono realmente mai messe in contatto dal 2018-19 fino ad oggi con Innsbruck, con chi gestisce la pista da bob, abbiamo dovuto sostituirci e quindi la proposta è di un noleggio della struttura di Innsbruck con i costi di ammodernamento della pista che potrebbe essere pronta proprio per le prove a carico della città di Innsbruck, dell'Austria e della struttura che gestisce la pista. Invece noi non abbiamo ancora idea di chi la costruirà, non abbiamo ancora idea di quanto ci verrà a costare. L'unica cosa che sappiamo è che sarà un investimento di 3,5 milioni per ognuno dei 35 atleti oggi in attività di bob skeleton in slittino. Non esiste nessun imprenditore che farebbe un investimento a perdere così. Buongiorno, buongiorno. Allora voi direte: perché anche questa mattina si parla della pista da bob a Sveglia Veneti? Perché forse sono stata una delle prime a dire che forse c'era qualcosa da rivedere, che si dovrebbe aver fatto una programmazione diversa. Io che mi occupo di fragilità, che ho gli anziani che rimarranno al freddo quest'inverno, famiglie intere perché non hanno i soldi per riscaldarsi, quando leggo che la sanità, anche questa mattina, specialmente in geriatria, ci sono più anziani che letti in attesa. Quando penso che si aprono altri banchi alimentari perché le famiglie non ce la fanno più, arrivano neppure alla prima settimana del mese, e poi sento ancora qualcuno che insiste sull'utilità della pista da bob, senza avere ancora la certezza dei numeri. Loro fanno numeri ipotetici. Arriveranno chissà quanti turisti, chissà quanti, perché nessuno lo sa veramente. Servirà 20 persone, queste sono quelle 26 mi sembra come numero che praticano questa disciplina sportiva, il bob e altre, pochissime. Ma soprattutto questo villaggio olimpico. Allora, con tutto il rispetto che voi sapete io ho anche per lo sport, penso di essere una delle poche trasmissioni che invita presidenti, proprio di tutte e di più associazioni sportive, quelle che sono alla canna del gas, che sono tante, famiglie che non riescono a fare ai loro figli di queste discipline perché non ce la fanno, perché sono troppo costose, tutte per qualsiasi maniera, e poi i grandi soloni della politica, che sanno tutto, che hanno i numeri in tasca, che sanno quello che non sanno, che questo Paese è in una condizione al momento, e siamo ormai a fine ottobre, che si sta reggendo su delle stampelle ma talmente traballanti che voi non avete idea. Qui nessuno lo dice la Mirella, perché la Mirella dice la verità,
senza pensare a quello che si dovrebbe fare. Il buon padre di famiglia che sono i nostri amministratori, dove tagliare e soprattutto dire i no alle grandi idee, perché al momento non si possono fare, specialmente in zone fragili. Allora ne parleremo questa mattina con Marina Menardi, che è collegata con noi da Cortina, Presidente Comitato Civico Cortina. Sì, ho detto giusto? Buongiorno Presidente. Abbiamo collegato anche da Pavia il dottor Gaetano Azzimonti, manager medici con l'Africa QAM, che ha una lunga esperienza in Africa, in diversi paesi, soprattutto in Tanzania ed Etiopia. Grazie anche lei, dottor Azzimonti. Poi volevo anche lei una sua visione come cittadino, no? Perché non posso chiedere di tutto e di più. Ma soprattutto, allora è stato detto, Presidente Menardi, che i cortinesi non hanno partecipato, che erano in pochi, tutti venivano da fuori, che commercianti, albergatori, grandi industriali erano per la pista da bob e sono ancora per la pista da bob perché sono disperati, perché sta crollando tutto. Lei cosa ci racconta, Presidente Menardi? Prego. Sì, mi sentite? Benissimo. Mi sentite? Benissimo. Ah, ok. Avevo Skype che mi dava dei segnali. Sulla pista da bob, allora, cosa dico? Cosa voglio dire? Allora, la pista da bob era stata chiusa già nel comune di Cortina nel 2008, praticamente il giorno dopo che sono stati assegnati i mondiali. Allora, i mondiali erano stati assegnati nel 2007. Il comune allora cercò fondi per sistemare la pista, servivano 4 milioni di euro, dai 4 ai 14 a seconda del preventivo. Comunque pochi soldi, e il comune non riuscì a trovare i soldi all'epoca perché nel CONI, nella Fisi, tutti praticamente fecero capolino, a parte la regione che effettivamente venne incontro con 750.000 euro e anche la provincia con 40.000 euro. Questo non bastava e quindi il comune, lasciato solo, chiuse la pista. Dopodiché con le Olimpiadi c'è stato questo rilancio di riaprire la pista da bob, ma si è scoperto che non bastava risistemare quella esistente, bisognava rifarla completa e quindi la pista è stata demolita, adesso non c'è più, in attesa di rifare un intervento che era veramente molto molto grosso, perché non si trattava solo di sistemare il tracciato vecchio, ma di fare interventi molto impattanti, sacrificando il Lariceto, dove adesso abbiamo visto prima il video di Cristina Guarda, dove adesso c'è ancora e sarà salvo, e per fare interventi di viabilità bisognava modificare la viabilità, rifare l'impianto nuovo con curve, tracciati più consistenti, e dopo ci sarebbero stati anche degli edifici in cemento armato molto grossi per ospitare i bob all'arrivo, alla partenza donna, partenza uomini, partenza junior. Stiamo parlando di un progetto molto molto complesso. Per chi? Per una quarantina di bobisti, non solo bobisti, ma anche slittinisti e skeleton in tutta Italia. Questo è un po' il punto, questo è il punto. Poi la domanda di preciso era, scusi che... La domanda di preciso era perché non si è programmazione seria per capire se si poteva o non si poteva fare, e soprattutto gli amministratori hanno il dovere della trasparenza e di tagliare rami secchi e dire no dove non si può fare, perché come io ho avuto l'urbanista, la professoressa Mazzoleni, una delle più grandi urbaniste che abbiamo in Italia, ha detto è una fragilità Cortina che voi non avete idea, già il Piemonte è diverso, Cortina è fragile, prego. Allora, sulla trasparenza qui possiamo aprire veramente una grande parentesi. Questo progetto non è mai stato mostrato alla cittadinanza, nessuno l'ha mai visto. È stato promesso
dal sindaco in una seduta pubblica, ma si sono ben guardati da farlo vedere, e io che l'ho visto, perché effettivamente basterebbe andare sul sito della società infrastrutture e si trovano le tavole, però è veramente molto complicato, quindi bisogna entrare, scaricare le tavole, guardare, capire, avere qualcuno vicino che spiega. E chiaramente la mancanza di trasparenza, diciamo, adesso noi ci viene da pensare che sia voluta, perché così la gente non sa che cosa succede, no? Quindi questa è una mossa che dalle alte sfere stanno portando un po' avanti per tutti i progetti olimpici. Cortina è fragile, certo che è fragile. Cortina è un paese di montagna, è un paese piccolo di montagna, sorge anche su terreni che si muovono, su una frana, eccetera. La zona di Ronco, dove c'era la pista, in realtà non è una zona franosa. Il problema è che l'intervento sarebbe stato molto grosso e avrebbe inciso su tutta l'area disboscandola, e chiaramente l'impatto non sarebbe stato solamente sulla natura, ma anche sulle persone che ci vivono attorno. Ci sono tante fasi da adesso da sviscerare, che è difficile un po' adesso No, ma abbiamo capito, ha spiegato molto bene. Quello che noi volevamo capire era se c'era stata questa trasparenza non solo con i cortinesi ma tutti noi, perché ricordiamo che sono anche soldi pubblici, ecco, perché se qualcuno li facesse con le proprie tasche, anche se devo dire la verità, prima di fare delle cose su siti molto fragili, che è tutto il nostro paese, poi alla fine, ecco, ci si dovrebbe pensare molto, anche perché io ieri ho avuto un geologo, Menardi, che ha detto in Giappone si fanno delle cose anche su zone veramente pericolose, però là hanno fatto degli investimenti su ricerca e tecnologia, noi siamo indietro anni luce. Perciò lo dice uno che sa di quello che dice. Sentiamo anche cosa ne dice il dottor Gaetano Azzimonti, poi parleremo anche del QAM, perché queste sono le cose importanti che vorremmo sentire, visto che diciamo aiutiamoli in casa loro, proprio quelli che poi vanno nella pista da bob. Sentiamo cosa dice il dottor Azzimonti. Ma io mi permetto di fare delle considerazioni di carattere generale, perché Certo. non conosco l'argomento nei dettagli, ed è molto curioso perché insomma il mio punto di osservazione è l'Africa. Noi ci occupiamo di salute in 8 paesi africani, ma i problemi sono gli stessi, anzi in Africa questi problemi sono giganteschi, cioè di noi non siamo degli implementatori, no? Quindi lavoriamo su progetti e su fondi che ci vengono messi a disposizione. E è impressionante notare come alcune volte i programmi e i progetti sono realizzati secondo ciò che si ha in testa, cioè ciò che uno pensa senza un raccordo, un contatto con la realtà, con i bisogni reali delle persone, per cui uno si imbarca in progetti ambiziosi ma senza nessuna possibilità di raggiungere l'obiettivo. L'Africa è un esempio drammatico di questo, di risorse sperperate, dissipate e sulla pelle dei poveri, perché comunque in Africa i bisogni sono giganteschi. Quindi quello che è successo, quello che sta succedendo, di cui non conosco, ripeto, il problema nel dettaglio, è comunque uno spaccato di ciò che noi dobbiamo affrontare quotidianamente nel nostro lavoro. La ringrazio, dottor Azzimonti, è stato molto chiaro, la ringrazio per queste parole. Tutto il mondo è paese, i danni si fanno, i soldi si sprecano in continuazione. Il problema è che questi soldi, dottor Azzimonti, vanno nelle tasche di qualcuno che non ne avrebbe veramente bisogno
invece di dare nelle tasche di chi ha bisogno. E questo è il grande problema, perché io mi batto in continuazione, perché cerco di far vedere, ecco, dico sempre che se qualcuno potesse mi brucierebbe il giorno dopo, perché ho il coraggio di mostrare, di dire la verità finché mi lasciano, poi non lo so, ma al momento è così, bisogna far capire, perché questo silenzio, Minovò Combata, ci ha ucciso, dottor Azzimonti, perché non sappiamo, non c'è trasparenza su niente, non conosciamo, sono riusciti a mettere i poveri contro i poveri, pensate cosa sono riusciti a fare. È una cosa ignobile quella che è successa nel nostro paese, che era un paese accogliente, era un paese che ascoltava. Non a caso qui almeno nel mio territorio siamo come numero uno dei più grandi territori col più alto numero di associazioni di volontariato. Questa la dice lunga, c'è una storia alle spalle di questo nord-est. Allora andiamo a vedere anche la seconda, anzi abbiamo prima Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Sto discorso di Cortina è un can che si muove in pieno. Innanzitutto non capisco che Olimpiadi che sia. Cortina Milano. Cosa c'entra Milano con Cortina? Non so, non riesco a capire questo connubio che ha voluto fare, perché a Cortina non le piste, ve ne dico che basta. Adesso io non so, però noi altri in Veneto non vogliamo neanche come ai 12 coppe, perché così in mezzo a Roma che vota tutti i ori, in Elisa e ori, so d'accordissimo che non deve neanche da proporla la pista del Bob, perché la pista del Bob in Italia, le tesserai c'è 26, pensati, neanche è un'assurdità. E dopo, ma perché non dobbiamo ragazzi in altri veneti se qua Cortina? E programmare prima strade, piste nuove, robe nuove, sto palazzo dei sportivi. Abbiamo tanti anni e che ne avremo ancora diversi, si programma prima e si arriva a una soluzione. Purtroppo chi che fa questi discorsi non c'ha 800 euro o 700 euro di pensione. I ragazzi che mia all'anno, 10, 13, e non ha nessun problema, no? Se metti i mostri, se vai a bocca come Salvini e poi fare tutto io. Cosa vuole fare? Non va mai lavorare, e c'ha pazienza di uomini e quindi dove che vanno a spendere la ira? Bisogna aiutare la povera gente, Mirella. Ciao, buongiorno, ti lascio lavorare. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Grazie Rinaldo, abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo, poi ognuno fa le proprie. Naturalmente andiamo a vedere la seconda parte di questo importante video. Noi abbiamo contattato ancora tempo fa il direttore dello Sliding Center di Innsbruck per capire se effettivamente avevano avuto dei contatti con Simico o con la Fondazione Milano Cortina 26 per la pista. Oggi è venuto qui in visita. Qual è la nostra preoccupazione principale? È che qui inizino i lavori perché vogliono fare tutti i costi, ma visti i tempi strettissimi non vengano finiti, quindi avremo un disboscamento di questo bellissimo bosco di Ronco e poi un inizio lavori con una probabilità che resti una cattedrale nel deserto. Ce la faremo? Questo resta un punto di domanda molto alto. Un'altra cosa, abbiamo saputo che le due ditte che potrebbero essere interessate sono venuti i giorni scorsi a fare sopralluogo, quindi siamo ancora un po' indietro. Probabilmente loro, non essendo state interessate, non sapevano neanche di che cosa si parlasse. Chiaro, ospitare le Olimpiadi è una cosa bellissima e prestigiosa, da sportiva quale sono io mi sembra veramente bella questa cosa, ma la pista da bob proprio non ci serve, l'abbiamo chiusa nel 2008 perché era antieconomica rispetto a quanto rendeva e adesso vogliamo costruire la pista per rilanciare Cortina? Cortina deve stare attenta perché tra un po' non potrà più neanche ospitare troppa gente, forse sarebbe meglio costruire dei parcheggi o altre strutture per rendere Cortina un po' più vivibile anche per il turismo.
Yeah, if you construct a new track, in my opinion, it's more complex because, as I said before, we just renew 25% of the track, so 75% is already known by the athletes. So I think that we can do the events that begin at the end of 25, let's say October, November 25. It's around 500,000 euros, and our company is owned by the city of Innsbruck and by the county of Tyrol, so the costs are divided 50% between these two organizations. And is it fully utilized all the time? Yes, it's in use during winter time. It starts at the beginning of November, and the season lasts till the beginning of March. We have to modernize because our homologation is running out at the end of 2024, and the costs for this homologation is around 30 million euros. And this is divided by the city, by the county and by the government of Austria. Allora, Presidente Menardi, come commenta questo video e queste parole? Lei ha già spiegato molto bene, ma dobbiamo spiegare ancora di più, perché questa trasmissione è trasparenza. Lei ha detto chiaramente una cosa importante: i cortinesi non hanno mai visto il progetto ed è molto difficile andarlo ad individuare. Io ho avuto il sindaco di Cortina ospite e lui ha detto davanti a queste telecamere che non c'era problema per gli investimenti, per il mantenimento della pista, che lui l'avrebbe sostenuta tranquillamente. Allora io gli ho detto che forse ho sbagliato città, vado a Cortina, perché tutti i sindaci che ho avuto hanno un coriandolo, non hanno neppure la coperta per sostenere i bisogni delle famiglie, allora veniamo tutti a Cortina. Ho detto sindaco, perché sentire una cosa, tutti questi soldi che lei ha, veniamo tutti da lei, abbiamo risolto il problema. Prego, Presidente Menardi. Sì, veramente, il sindaco ha detto così sul serio? Certo, davanti alle telecamere. Ma è incredibile questa cosa, perché la pista non si fa proprio per questo motivo, per una questione di mancanza di un piano di sostenibilità economica futura. Questo è il motivo, ed è questo che è stato dichiarato anche dal presidente della commissione del CIO, che si occupa dei giochi del 2026. Quindi questa è veramente una bugia. Tra l'altro il sindaco lo ha anche detto in consiglio comunale, rispondendo all'interrogazione del consigliere di minoranza Roberto De Zanna. La domanda era appunto di fargli vedere quale fosse il piano economico di sostenibilità. Lui ha detto che un piano non c'è. Quindi adesso di cosa stiamo parlando? Qui si parla di 1,5 milioni di costi all'anno stimati nella relazione della società infrastrutture, che non sappiamo con cosa si pagheranno in futuro. Nel piano della società infrastrutture ci sono indicati 7.000 corse col taxi bob, 7.000. Noi abbiamo chiesto al sindaco di Innsbruck e anche al direttore di pista che abbiamo visto nel video di Cristina Guarda. A Innsbruck è una pista che funziona, quando è a regime riescono a fare 1.025 per la precisione l'anno scorso, corse col taxi bob, quindi noi dovremmo farne 6 volte tanto? In ogni caso neanche solo col taxi bob potremmo coprire le spese. Quindi veramente il sindaco come fa a dire che non c'è nessun problema? La pista è stata bocciata dal CIO per una questione di mancanza di legacy. Il CIO non l'ha mai voluta fin dall'inizio. Poi c'è stata la testardaggine del presidente del Veneto Zaia, che ha voluto a tutti i costi la pista perché ci aveva messo una fiche sulla pista. Secondo lui il bob era il fiore all'occhiello delle Olimpiadi. Adesso non abbiamo più il bob, cosa facciamo? Non facciamo più le Olimpiadi? Grazie. Allora andiamo in pubblicità. Dopo la prima tappa di Verona è arrivato a Padova il treno della salute per offrire a chi sale controlli per la propria salute, screening, prevenzione e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato. Un'iniziativa di Medici con l'Africa QAM realizzata in collaboraone con Trenitalia e il sostegno della Regione Veneto all'interno della campagna Vivo Bene. Treno della salute, per dire 3 cose. La prima, che la salute va difesa, ma soprattutto va promossa.
cioè va educata, va potenziata, e quindi aumentare la consapevolezza di quanto importante è la salute, qui da noi e anche nel contesto africano. La salute si fa insieme ed è di tutti. Questo è il messaggio lanciato da Don Dante Carraro, il direttore del CUAM, che per il prossimo anno si pone come obiettivo quello di raddoppiare il numero di giovani africani formati per diventare medici o infermieri. Nel 2022 erano stati ben 3.000. La salute è, potremmo dire con una parola che tutti conoscono, everywhere, cioè ovunque. Allora vogliamo allargarla dal Veneto quest'anno, ma sarà anche in Friuli e sarà anche in Lombardia, per dare il significato che questo treno vuole raggiungere idealmente tutto il mondo, compreso il contesto africano, compreso questo continente che oggi più che mai, a causa delle guerre in corso, della instabilità grave, sta peggiorando e sta tornando indietro purtroppo. E allora da parte nostra anche l'impegno a sostenere questi giovani africani che chiedono di poter crescere, di poter studiare, diventare magari infermieri, ostetriche, medici. Principali novità di questa edizione del Treno della Salute: i laboratori per le scuole primarie che attraverso il gioco seme con seme hanno imparato l'importanza di una corretta alimentazione e di uno stile sano di vita. Oggi e domani il treno sarà a Vicenza, lunedì a Treviso, per poi partire alla volta di Trieste e Udine e poi della Lombardia. Allora, dottora Azimonti, intanto la ringrazio per questi passaggi che fate su queste città per far capire l'importanza della salute, perché noi la stiamo perdendo, sa dottora Azimonti, noi stiamo andando via di testa, ma veramente stiamo andando via di testa, perché ci rendiamo conto sempre di più che invece di fare passi avanti per migliorare la qualità della vita delle persone, visto la scienza, la ricerca, la tecnologia, torniamo indietro, perché qualcuno vuole fare business di qualsiasi cosa. Non ci sono più persone, ci sono numeri. I numeri devono salire, perché più salgono i numeri, più qualcuno diventa ricco. Il problema è che di ricchi nel mondo ce ne sono 10 e di poveri milioni. Prego, dottora Azimonti. Sì, è vero quello che lei ha affermato. La salute è un bisogno irrinunciabile e senza salute la persona non può compiersi in tutti i suoi aspetti, non c'è speranza per il futuro, non c'è speranza per il presente. Quello che stiamo realizzando nel Veneto e anche in altre città della Lombardia attraverso il Treno della Salute è anche, oltre a rispondere a dei bisogni elementari, è anche l'occasione per riporre al centro una salute che sia veramente per la persona. Quello che si diceva anche prima, insomma, prima della pubblicità, cioè io quello che noto, ma non voglio emettere dei giudizi affrettati, ma sulla politica in generale, non su uno schieramento in particolare, quello che io noto è che la distanza tra la politica, chi decide in ambito sanitario, in ambito sociale, più in generale, la distanza tra la politica e il popolo è sempre più grande. Cioè, il punto è che la politica non è più in grado di cogliere il bisogno vero dell'uomo. E questo capita in Italia, ma come capita per noi in Africa. Il nostro lavoro è quello di riportare i temi della salute a una dimensione reale, che significa anzitutto riconoscere che senza la salute, senza questo bisogno, la persona non si realizza in tutti i suoi aspetti. Guardi, io la invito tutti i giorni, dottora Azimonti, perché sta spiegando con pacatezza, ma con numeri reali che lei li ha, il problema della povertà, della solitudine, di essere invisibile rispetto a pochi che invece vogliono diventare sempre più visibili. Sai, io dico sempre che in Italia purtroppo e anche nel mondo abbiamo i faraoni. Hanno iniziato a fare queste piramidi, l'hanno fatta piccolina
poi è venuta benino, beh allora me ne faccio un'altra, e la stanno facendo sempre più grande perché non bastano mai. Il problema è che la fanno coi soldi nostri, dottor Azzimonti, e là è il grande problema che ho, invece di impiegarli su cose veramente utili. Il cielo, ce n'è uno solo di cielo, non è che abbiamo tanti cieli. In questo cielo, fortunatamente, grazie alla scienza, alla tecnologia, riusciamo a spaziare dappertutto. Però siamo diventati cinici, siamo diventati avidi, non tutti, ma una parte, quella parte è andata in politica e se ne sta fregando, lo dico io, dottore, non lo dice lei, di quello che veramente sono i bisogni dei paesi, parlo in generale. Guardate le guerre, cosa sta dicendo Papa Francesco? Ma serviva questo, ma non gli bastava quello che avevano? Non basta mai. Io mi devo allargare sempre di più, devo impoverire sempre di più, devo lasciare nell'ignoranza assoluta sempre di più, così tengo a bada questi popoli. Ma i popoli cominciano a liberarsi, perché? Perché c'è la tecnologia, riescono a vedere che c'è qualcos'altro oltre a quello che prospettano loro, c'è un mondo che può aprire le porte e invece no, guai fare questo. E cosa hanno fatto? Hanno iniziato a fare le guerre un'altra volta, c'è niente da fare, stanno iniziando a fare ancora le guerre per impadronirsi sempre di più, non per il bene dei popoli. Cosa dice il dottor Azzimonti? Guardiamo l'Africa ad esempio, territorio ricchissimo. Sottoscrivo e aggiungo che lei ha accennato alla guerra di questi giorni, ma anche alla guerra in corso da diversi mesi purtroppo in Ucraina. La guerra non è mai, è sempre svantaggiosa, ma è svantaggiosa soprattutto, ha le ricadute più grandi sui più fragili, sui più poveri, su quelli che sono, sui popoli che sono direttamente coinvolti, ma poi su tutto il mondo. Ormai la guerra ha delle ricadute globali e le persone più fragili, le economie più fragili, sono quelle che ne risentono di più. Noi abbiamo in Africa, a seguito della guerra in Ucraina, il costo dei beni di prima necessità è raddoppiato, triplicato. E lei provi a pensare, a differenza di quanto capita da noi, ma capita anche da noi alcune volte, se una famiglia ha $1 per acquistare 1 chilo di farina, se, come succede in Africa, nel giro di 2 giorni il costo di 1 chilo di farina triplica, la famiglia collassa. Cioè non c'è possibilità, perché non c'è, una persona vive su quel dollaro, capite? Ecco, questo è quello che succede. Ma tutto questo, oppure se la benzina aumenta di 3 volte, noi non siamo più in grado di fare funzionare le ambulanze. Abbiamo avuto le ambulanze ferme per settimane in alcuni paesi perché non c'era più fuel, non c'era più gasolio. Ecco, questo è quello. Noi non ci rendiamo conto di cosa significa tutto questo. Sa perché? Poi do la parola anche a Leone da Trebasele, dottor Azzimonti, perché fanno vedere che gli immigrati arrivano qua su questi barconi pieni di soldi. Sono tutti ricchi, hanno questi soldi che invece di prendere l'aereo, ecco, arrivano quei barconi. Per fortuna che io continuo a dire, guardate che non si può prendere l'aereo, anche se vuole, perché non lo possono fare, perché sono prigionieri in casa loro. Perché nessuno dice il rovescio della medaglia che lei sta spiegando molto bene, dottor Azzimonti. Loro ci fanno vedere quello che vogliono, in maniera che la gente dice, ma come, se questo ha 4.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro per salire su un barcone, vuol dire che non stava proprio così male. Capisce perché ho detto che sono riusciti a mettere i poveri contro i poveri? Perché siamo una popolazione povera che ignora veramente la realtà, che non ce la dicono, come ha detto la Presidente Menardi. Chi mai ha spiegato il progetto ai cortinesi? Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora hai ragione Mirella. Il business delle armi, questo è il problema. Allora hanno la notizia di questa mattina che gli Hezbollah hanno una scorta di 500 razzi per sparare su Israele. E quei 500 razzi lì chi li ha costruiti? Come sono arrivati agli Hezbollah? Quanto costano? Quanto costa un razzo? A me mi piacerebbe sapere quanto costa uno di questi razzi.
e che cosa si potrebbe fare con il costo delle armi. Ed è stato dimostrato da una ricerca della California, dell'Università della California, che i problemi dell'Africa, della fame in Africa, non dipende dal clima, ma dipende dalle armi che ci sono in Africa, dalle troppe guerre, dal troppo uso di armi. Allora qui uno si dovrebbe fare qualche domanda, non lo so, io le Nazioni Unite cosa sono lì a fare? A guardare? Non c'è. Comunque io volevo parlare con il signore dell'Africa perché sto portando avanti questa idea di salare l'acqua del mare, che si è sempre fatto. Perché non si arriva con il concetto che è una cosa facile da fare e neanche tanto costosa, di togliere l'acqua dal mare e portare acqua a chi non ce l'ha? E non lo so perché non si fa, perché hanno fatto vedere il Madagascar che sta diventando un deserto e il Madagascar è un'isola in mezzo all'Oceano Indiano. Un po' di pannelli fotovoltaici e degli impianti dissalatori e si potrebbe risolvere il problema. E non sarebbe neanche il costo dei missili che hanno gli Hezbollah. Chissà quanto costano quei razzi. Io vorrei che il giornalismo ci raccontasse cosa costano le armi. Grazie Milena, ciao. Grazie a Leone di Trebasellica. Allora, prima di rispondere a Leone andiamo a vedere anche questi video, sono video importanti. Luca e Agata, sempre qua. Noi siamo venuti qui nel 2017 all'interno di un carissimo progetto del QAM, che è il progetto JPO. Non ci conoscevamo, abbiamo scelto entrambi di fare il corso per poter accedere a questa esperienza e avere questa possibilità, e la fortuna ha voluto che siamo partiti insieme, siamo venuti proprio qui a Tosamaganga e niente, ci siamo incontrati in aereo praticamente. I nostri 6 mesi sono combaciati in tutto e per tutto, partenza e praticamente anche ritorno. La prima volta, sia in un ospedale africano che in Africa in generale, quindi è stata un'esperienza conoscitiva e sperimentale. È andata bene perché dopo questa esperienza, anche grazie soprattutto al fatto che ho incontrato Luca, ho deciso che non mi bastava l'esperimento, ecco. È diventata per noi un obiettivo, vita professionale, quello di guarire i pazienti qui. Equiparabile il diritto alla salute in Italia rispetto al diritto alla salute in Tanzania oggi. Durante il Covid combattere per il diritto alla salute voleva dire riuscire a mantenere in piedi dei servizi che potessero servire tutti i tipi di pazienti, mamme, bambini, adulti, e per mantenere questo servizio dovevamo evitare il collasso dell'ospedale. Per evitare il collasso dell'ospedale dovevamo evitare che tutti noi operatori ci ammalassimo tutti insieme. Quindi il nostro obiettivo è stato soprattutto cercare di preservare la nostra salute, consapevoli di cosa succede al di là delle barriere fisiche dell'ospedale. Sapevamo che il nostro intervento non avrebbe potuto incidere sulla diffusione di un'eventuale pandemia in Tanzania. Dovevamo preservare l'ospedale di Tosamaganga. Abbiamo pensato tanto a tornare a casa, anche proprio solo per empatia verso i nostri colleghi e le nostre famiglie. Ci siamo sentiti chiamati da un certo punto di vista e ci siamo interrogati: ma cosa facciamo qui? Poi però lasciare il paese in un momento di una potenziale ulteriore crisi della salute della popolazione era contro il nostro principio. Era contro il motivo per cui siamo venuti, insomma. Poi siamo medici, insomma, un medico che va via durante una pandemia, che a parte che non si fa, però veramente cioè i colleghi, lasciare i pazienti, sì. I colleghi, soprattutto i colleghi veramente, che poi le motivazioni sarebbero state anche valide, cioè non c'è un giudizio su chi è tornato eventualmente o chi non è tornato, assolutamente. Ce lo siamo chiesti e forse è stato anche doveroso chiederselo secondo noi, però non c'è stata mai una vera volontà proprio piena di tornare, insomma.
se oggi siamo qua, per quanto mi riguarda, è merito di Luca. Per me lui è stato professionalmente e personalmente il mio coraggio, cioè mi ha dato il coraggio che mi mancava per provare a fare quello che avrei voluto fare. Ovviamente questa cosa vale anche per me. Noi siamo venuti qui e ci siamo innamorati dell'Africa. Queste due cose sono venute insieme. Poi chissà, magari torniamo, poi ritorniamo. I progetti ci stanno un po', i progetti, diciamocelo. Ritorniamo. Allora, prima di commentare questo video do la parola subito alla nostra Giulia da Venezia. Ciao Giulia cara, come stai? Sì Mirella, ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti che hai là. Sì, sono andata ieri Mirella al controllo dei 10 giorni, mi hanno detto, hai sentito fino adesso Mirella? Sì. Sì, mi hanno detto che sto guarendo bene. E insomma fra 20 giorni me lo tolgono. Comunque, hai visto che avevo ragione, Mirella, che il gesso passa, vai. Tanti complimenti alla tua trasmissione Mirella e tanti, come si dice, per le persone che hai là Mirella, il dottore Mirella, perché Mirella se non ci fossero quelle persone là nell'Africa Mirella cosa succederebbe? I missionari Mirella e poi spifferano tanto per questo pontefice poveretto il Papa Francesco. Cosa può fare lui che ha vissuto sulla sua pelle le favela dove era prima? È venuto qua, non ha la croce d'oro, non ha l'anello, non è andato negli appartamenti vaticani. Cosa può fare una persona così che lui ha provato sulla sua pelle quella povertà? Allora Mirella, volevo dire grazie a quelle due persone che hai là Mirella per tutto quello che fanno e complimenti ancora per la tua trasmissione, per tutto quello che fai Mirella. Ti saluto tanto, ti ringrazio che mi domandi sempre come sto e buongiorno a tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao Mirella. Ciao cara Giulia, un grande abbraccio, mi fa piacere sentirti, come ti ho detto il gesso passa, hai visto che avevo ragione, ecco però la bontà d'animo di Giulia rimane e soprattutto quello che volevo dirle dottora Zimonti dopo questo video che ho molta fiducia nei giovani, ecco perché continuo a far vedere i lati positivi dei giovani, non quelli negativi che sono pochi rispetto a quelli positivi, perché il futuro è nelle loro mani, loro lo sanno e stanno cercando di spaziare. Prego, dottora Zimonti. Sì, intanto grazie per la testimonianza della persona che è intervenuta. Per noi queste parole sono di grande incoraggiamento. Sapere che per noi che lavoriamo in Africa, sapere che ci sono persone qui che riconoscono il tentativo che facciamo, insomma, di sostenere la speranza degli uomini è di grande conforto. E poi mi ha molto commosso il video perché Luca e Agata erano parte del mio team, io ho lavorato con loro per diversi anni, 10 anni in Tanzania e la loro vita è veramente cambiata, cioè il punto, la cosa secondo me molto interessante è che noi tentiamo di cambiare per come possiamo la vita, la salute delle persone, ma anzitutto cambia la nostra vita, come avete visto. Loro sono incontrati, anch'io ho incontrato in Africa, mia moglie è di origine ruandese, è africana e ci siamo incontrati attraverso il nostro lavoro e questo è molto bello, ecco, per noi. Allora, dottora Zimonti, apro una parentesi su quello che lei ha detto all'inizio. Abbiamo gli stessi problemi. Vedo Cortina, ma vedo i problemi dell'Africa, soldi sprecati. Poi ha detto una cosa molto bella. Gli ospedali stanno collassando, le posso assicurare che stiamo collassando anche noi con i nostri ospedali in Italia. Perciò vede che c'è il filo di Arianna che unisce tutto, perché invece di investire, di programmare su quello che veramente serve, che sono i servizi alla persona, i fondi del PNRR sono andati alle strutture, perciò grandi strutture, arricchendo persone, poche persone, però non abbiamo i medici.
non abbiamo gli infermieri, abbiamo dei grandi macchinari, ma non abbiamo le persone, perché molte sono andate in pensione e perciò lo sapevano, perché basta schiacciare un bottone e sapevano che saremmo arrivati a questo. La sanità privata sta galoppando con dei numeri incredibili e stiamo arrivando a questo, perché vogliono farci pagare tutto, se no muori. Però c'è un piccolo problema, che continuano a convenzionare il privato, però la grande operazione, l'operazione importante la vai a fare nel pubblico. Allora mi spiegate se non stiamo collassando. Cosa dice Presidente Menardi? Come vedi c'è un figlio di Arianna che unisce tutto alla fine. Prego. Sì, assolutamente, sono d'accordo, ma questo anche perché ci siamo opposti alla costruzione di quest'opera, perché spendere 120 milioni, che poi sarebbero diventati di più, per questa pista di bob, per accontentare 40 persone in Italia è un insulto, tutto quello che abbiamo detto fino adesso. La sanità nemmeno in Veneto sta andando tanto bene, perché noi dovremmo essere una delle regioni di eccellenza della sanità, ma lo vediamo tutti che ci sono dei grossi problemi, soprattutto dopo il Covid. E quindi questo doveva essere un momento per ripensare a come gestire le risorse pubbliche. Questo dietrofront adesso ci fa ben sperare che questi soldi vengano distribuiti in modo migliore. Perlomeno non abbiamo adesso sulla coscienza una spesa che... Dico non abbiamo tutti, perché sono soldi di tutti, cioè questi 120 milioni, 150, sono soldi di tutti che vengono tolti da altri capitoli di spesa, mettiamocelo bene in testa. Quindi questa è una piccola vittoria, però insomma piccola, grande, è una vittoria per noi che abbiamo combattuto contro. Allora Presidente, Enrico Carraro, Presidente di Confindustria Veneto, ha citato Mario Draghi dicendo: la politica non è stata in grado di spiegare le conseguenze positive. Questo sarebbe stato il nostro know-how. Lei cosa dice? Come risponde? Le conseguenze positive di cosa? Di quest'opera? Delle Olimpiadi? Intende Mario Draghi? Io non riesco a capire. Cioè, allora, Carraro mi sembra sì, era una sua dichiarazione dopo il no alla pista, giusto? Sì. Si riferisce a questo? Ecco, sì. No, evidentemente non sono state spiegate perché... No, è anche molto incazzato. È incazzato, ma allora quali sono? Fateci sapere, non sappiamo. A Cortina non abbiamo bisogno delle Olimpiadi, questo diciamolo pure chiaro e tondo. Cortina ha messo il nome, Zai ha voluto tutti i costi le Olimpiadi, è stato tirato dentro Milano, prima come diceva la prima persona che è intervenuta, perché Milano-Cortina, in fondo a Cortina si fa poco. Meglio dico io, perché se si fa poco allora l'ambiente no, ma viene aspetti Presidente, che le leggo cosa dice il Presidente Carraro. Credo di avere tutte le ragioni per esprimere la mia opinione quando si parla di un evento internazionale che muove circa 1,5 miliardi di PIL, con le infrastrutture e le opere di viabilità connesse, che producono vantaggi all'economia veneta anche dopo le gare. Senza dimenticare che il tema della reputazione del sistema paese nei contesti internazionali ci sta particolarmente a cuore. Prego Presidente. Allora, la reputazione, diciamo che ce la siamo già giocata con questa figuraccia, ecco, quindi allora abbiamo dimostrato che a livello di altre cariche dirigenziali, di chi ha gestito, chi sta gestendo questa cosa, non siamo stati in grado di portare avanti le opere fino adesso, perché se veramente era così importante la pista da bob, si sarebbe fatta, non crede? Io penso di sì. Quindi già questo fa vedere che non siamo in grado come classe dirigente di portare avanti grandi eventi. Questo 1,5 miliardi di PIL, ma che cosa vuol dire? A noi che cosa ci dice? Forse sì, non l'hanno spiegata bene, ma io veramente non so, non l'ho capita. Allora, è vero che però bisogna parlarne e cerchiamo anche di capire, perché ci sarà pure un motivo se tutto il Parlamento l'ha bocciata, così ha detto ieri Cristina Guarda che era ospite. Cioè non è che l'ha bocciata una parte del Parlamento, tutto il Parlamento ha detto Cristina Guarda
ha bocciato la pista da bob e altro. Allora io vorrei capire, sono tutti degli imbecilli, tutti non hanno letto, tutti non sanno, perché mi sembra che in Parlamento abbiamo anche tante persone, non è che abbiamo 3-4 persone. Sentiamo Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti, ciao. Volevo dire 2 o 3 piccole cose veloci. Anch'io sono, tra parentesi, ne abbiamo già parlato, contrario a spendere tutti questi soldi per la pista, ma ho sentito in questi giorni i politici che pensano, qualcuno pensa di poterla fare in Austria, e poi ho sentito anche a Torino delle Olimpiadi che hanno fatto, ce ne sarebbe uno. Lancio una piccola idea, se nevicherà e nevicherà tanto, non potrebbero farlo, non so, dico più piccolo questa pista, in mezzo alla neve col ghiaccio, uno. Altra piccola cosa, Mirella, perdonami, sugli ospedali, io ci ho lavorato e sono anche andato con i figli e purtroppo anch'io sono andato l'ultima volta nel 2014, te l'ho già detto, 4 giorni qua in una clinica che è quasi un albergo qua a Gardone Riviera vicino a Salò. 4 giorni, sono costato 3.600 euro perché la regione mi ha mandato il conto per fare un'ecografia. Fanno tanti ricoveri inutili, tra parentesi. L'ultima Mirella, sui migranti. Ho sentito ieri sera il Qatar ha 250.000 abitanti e sotto c'è un mare di petrolio. L'Arabia Saudita è il paese più ricco del mondo per il petrolio. Il Gheddafi, la Libia è 3 volte l'Italia, 5 milioni di abitanti. Gheddafi dava $1.000 al mese ai suoi 5 milioni, con tutti i miliardi che prendeva dal petrolio. Ma non dico che non devono venire in Europa, ma non potrebbero andare in questi paesi musulmani, questi paesi ricchissimi, non potrebbero. E dopo quel signore che ha detto dell'acqua, ha detto una cosa bellissima: gli israeliani stanno per riempire il lago lì, Tiberiade, come si chiama, con l'acqua del mare, lo stanno a riempire il lago, anche in Spagna, Barcellona. Luciano, devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Ti ringrazio delle tue riflessioni, dopo a casa ci penseranno. Andiamo a vedere l'ultimo video. Etiopia, quello che non si vede, poi salutiamo gli ospiti. Questa è una coda di Bajaj per la benzina. In Etiopia nell'ultimo anno e mezzo la benzina è passata da 22 a 60 birr al litro, come se in Italia passasse da 2 a 6 euro in un anno e mezzo. Benzina che tra l'altro, come vedete, è scarsa in varie zone del paese, ci sono code di questo tipo, anche lunghe chilometri, bisogna aspettare giorni per avere la benzina, quindi anche un problema di scarsità di cui stiamo soffrendo anche noi con i nostri mezzi. E questo ha avuto molteplici effetti anche sulle attività del QAM, una primaria semplicemente sul costo della benzina, visto che molte, ad esempio ad Evreberan, la maggior parte delle nostre attività sono su cliniche mobili, che quindi si devono spostare per raggiungere i vari beneficiari nei centri sfollati. Paese senza sbocco sul mare, in cui tutto quello che viene importato arriva su gomma, l'inflazione quest'anno si è attestata tra il 32 e il 35%, l'inflazione generale su tutti i beni, dovuto anche chiaramente all'aumento della benzina. Tutti i beni di servizio, i beni di consumo che sono aumentati, vuoi per il Covid inizialmente, poi per la guerra, sia la guerra interna che la guerra in Ucraina, c'è stata veramente un'esplosione dei prezzi e i salari sono rimasti uguali. Un pollo vivo qui al mercato costa 1000 birr, che significa 20 euro.
compagnie farmaceutiche ci scrivono questi prezzi valgono per 5-6 giorni, non di più. Tutti sanno quanto un ospedale usa guanti, una montagna di guanti in un anno, su una spesa totale di farmaci e equipment di 250.000 euro l'anno scorso, 170.000 erano solo guanti, perché hanno avuto un incremento di 5, 6, 7 volte, cioè da pochi centesimi sono addirittura arrivati a 1 euro e anche a più di 1 euro. E noi non sappiamo dove trovare i soldi per comprarli l'anno prossimo, non abbiamo la possibilità finanziaria di sostenere questo aumento dei prezzi, che ripeto è vertiginoso e attanaglia e strangola l'ospedale, l'eccellenza che può essere la qualità dell'ospedale. Questo è quello che non si vede, ma è veramente la difficoltà più importante che affronteremo in questo periodo. C'è un raddoppio dall'anno scorso a quest'anno dei bambini malnutriti ed è questa la ragione per cui uno rimane qua. Provarci ancora, provarci ancora. Allora, dottor Azimonti, come ci saluta? Vi saluto anzitutto ringraziandovi per questo invito. Sono occasioni grandi per noi, importanti, per far conoscere a tutti ciò che non si vede. Ciò che non si vede da noi, ma non si vede anche qui in Italia. E quello che lei diceva è molto importante. C'è un filo di Arianna che lega situazioni apparentemente differenti, ma che sono simili ad ogni latitudine. E il frutto di scelte dissennate ha riflessi e ripercussioni su tutti. E questo è quello che io vorrei dire. E noi lavoriamo perché attraverso il nostro contributo, in particolare nel settore sanitario, si possa raggiungere tutti e per tutti ci sia la possibilità di accedere a servizi che sono fondamentali per la vita delle persone. Grazie, grazie al dottor Gaetano Azimonti, manager medici con l'Africa QAM. Vi inviterò ancora, faremo vedere altre realtà, quello che non si vede, quello che non conosciamo, perché questo ha bisogno il popolo italiano, conoscere, capire, conoscere la verità però, non quella che vuole qualcuno, quella che è la realtà. Grazie, grazie dottor Gaetano Azimonti. Andiamo a vedere l'ultimo pezzo del video di Cristina Guarda e poi salutiamo anche la Presidente Marina Menardi. By the county and by the government of Austria. First of all, we made an offer. It's 12.5 million euros, but this is we call it the careless package because the competition, everything is included. If we host the Olympic Games, so there's a rent of about, I would say, I don't have it in mind, but I think it's 1.8 million is just the rent, and the rest is for the services, for the operations, sport, competitions, services, security, and these things. On top, which we not calculated, is accommodation and TV, because this is centralized, coming from, in case of hosting, Olympic, centralized coming from the Cortina Milano 27. Okay. 26. Vogliamo chiedere alla politica nazionale e regionale di convincersi a spostare questi 120 milioni o più necessari per costruire la pista da bob per politiche che facciano davvero bene alla montagna e a chi la abita, politiche sociali, politiche sanitarie, politiche abitative, per fare in modo che questi territori possano sopravvivere e reagire alla crisi climatica e possano davvero realizzarsi nella loro bellezza, facendo conoscere un territorio che davvero è splendido. Abbiamo Giorgio da Stantino, veloce Giorgio, perché sennò non ce la faccio, ma devo darti la parola, allora, vai.
Sì, certamente. Buongiorno Mirella. Allora, volevo ricollegarmi al discorso che faceva la signora Cortinese poco fa. Brevissimamente. Allora, Innsbruck ha una pista da bob. Che sono dei fessi loro che hanno una pista da bob. Torino nel 2006 ha fatto la sua pista da bob. Va detto che comunque era un altro momento storico in cui non c'era un debito pubblico esplosivo e non c'era tutta questa speculazione, inflazione, diciamo, sui prezzi come c'è oggi per il contesto internazionale. Zaia viene contestato, ma non nel merito della questione, perché lui l'ha detto bene, 1 miliardo e rotti di PIL con queste Olimpiadi. Ricordiamoci che la Svezia era la 7ª volta, 8ª, che hanno portato anche i regnanti per poter prendersi le Olimpiadi, visto che non sono così convenienti. Lui l'ha detto poi che Cortina, abbiamo vinto le Olimpiadi per la pista da bob a Cortina. Ora entro nel merito, lui ha detto che se anche la dovessimo disfare il giorno dopo le Olimpiadi avremmo comunque guadagnato nonostante i 120 o anche più per quanto costasse eventualmente una pista da bob, ma che sono tutti fessi e Zaia non viene contrastato su questi numeri, ma viene contrastato con la propaganda di sinistra, soprattutto del PD, che è il partito della vergogna. Allora, veniamo al dunque, io non sono d'accordo con questa signora, assolutamente. Allora, il Bellunese è nel Veneto il territorio che si trova tra 2 regioni a statuto autonomo. Gli dico io di cosa ha bisogno Cortina e tutto il Bellunese, di autonomia, che il 22 ottobre sono 6 anni che ce la negano, ok? E noi dobbiamo essere più uniti, perché nel resto del paese sono tutti contro la nostra libertà e la nostra dignità. Se non siamo uniti noi, che votiamo tutti Fratelli d'Italia, è ovvio che avremo sempre difficoltà avere dignità e libertà previste in Costituzione dal 48 e poi bisogna anche riconoscere il vero quando ce l'abbiamo tra le mani, perché Zaia è un governatore che ci è invidiato in tutta Italia e poi dirò di più, il no alla pista di bob a Cortina è piena di ed ombre. Ricordiamoci che a primavera 2004 ci sono le europee e c'è competizione tra Lega e Fratelli d'Italia e ricordiamoci che nel 2026 non vogliono rinnovare il mandato a Zaia, non perché non abbia consenso, perché lui insieme ad altri governatori ce l'ha il consenso, però le uniche 2 cariche elettive sono quelli del sindaco e del presidente regione. Poi ha detto giustamente che lo stesso che viene eletto con tetto di mandati a sindaco o presidente regione, poi quando va a Roma a comandare nel centralismo la politica nazionale li può stare ab terra. Abbiamo sentito Giorgio, devo chiudere, se no non riesco a farti rispondere. Grazie della telefonata Giorgio da San Stino. Prego Presidente, come commenta la telefonata di Giorgio, come vuole rispondere? Un'affermazione dai toni politici dalle quali proprio io mi tiro fuori, perché qui non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di altre cose, stiamo parlando di problemi più grossi, di sanità, di problemi abitativi, di problema di redistribuzione delle risorse, ripeto, pubbliche. Quindi adesso poi Zaia che dice che il giorno dopo, anche se trita la pista di bob, ha comunque fruttato, mi sembra un insulto veramente ai soldi stanziati. Allora vuol dire che noi possiamo buttare nel bidone 120 milioni perché tanto facciamo la pista da bob, facciamo le gare, poi la tritiamo e abbiamo il colpo economico. Tanto abbiamo distrutto il bosco di Ronco, abbiamo cementificato un'area dove non c'era bisogno, ma di che cosa stiamo parlando? Io l'ho trovato un attacco politico, non c'entra niente il PD, queste sono battaglie che abbiamo fatto come cittadini di Cortina con l'appoggio poi di altre associazioni. E i soldi devono essere restituiti in un modo migliore. Il resto poi a me di PD e Fratelli d'Italia sinceramente non entro in questo discorso. Quindi vediamo di spendere bene i soldi. Il calcolo del 1,5 miliardi è tutto da dimostrare, perché bisogna dimostrare, anche se poi faremo le strade eccetera eccetera e poi potremo aprire un altro discorso, quindi mi fermo. Grazie, veramente grazie Presidente. Volevo ricordare che giustamente i governatori non hanno tutti quei numeri che pensano di avere, perché una parte di italiani non va a votare, una parte ha votato da un'altra parte, perciò siamo noi i migliori, lo dicono loro, ma la realtà con i numeri che abbiamo non è proprio quella. Li fermano per strada, però ci sono anche quelli che non li fermano per strada. Noi invece vorremmo trasparenza nei numeri, i sì e i no.
e mi sembra che i no siano molto superiori se li mettiamo insieme ai sì che hanno ottenuto. Detto questo, saluto tantissimo Marina Menardi, Presidente Comitato Civico Cortina. Grazie veramente Presidente, saluto veramente con un abbraccio il dottor Gaetano Azzimonti, manager medici con l'Africa QAM, per quello che fanno, per quello che ci stanno insegnando anche i nostri giovani che forse spaziano più in là perché nel nostro paese non credono più, visto la politica che abbiamo e i rappresentanti politici che forse dovrebbero capire che i giovani vorrebbero altro. Grazie, grazie. Pubblicità. Presento subito altri due graditissimi ospiti. Abbiamo da Verona collegato il dottor Matteo Vanzan, segretario Federfarma Veneto e segretario Federfarma Verona. Grazie dottor Vanzan di essere qui con noi. Saluto anche da Treviso il professor Luciano Buso, studioso, ricercatore scientifico di arte internazionale. Grazie a lei professor Buso. Allora io inizierei proprio col dottor Matteo Vanzan. Non so se è riuscito a vedere qualcosa con i precedenti ospiti, però la mia domanda è questa. Scuole di specializzazione, oltre il 25% dei posti banditi è scoperto o abbandonato. Le branche in crisi sono le più importanti, anestesia ed emergenza urgenza. Cosa ci dice dottor Vanzan? Prendo atto che siamo in buona compagnia, perché comunque, non entrando nel merito della difficoltà di trovare posti di lavoro, che ormai è nota a tutti per quanto riguarda l'ambito ospedaliero, faccio presente che anche nell'ambito territoriale della farmacia veneta e anche italiana ci sono grosse difficoltà nel reperire forza lavoro. Quindi anche noi come branchia del sistema sanitario nazionale, come sono le farmacie territoriali, siamo in grossa difficoltà. Allora, a Padova, perché bisogna anche spiegare le cose alle persone, tanti non leggono i giornali, non sentono i telegiornali, e invece io voglio far capire. Allora, a Padova nel 2022 dei 50 posti messi a bando per reclutare i medici dell'emergenza urgenza di domani, 27 non sono stati assegnati e 3 dei rimanenti 20 sono stati abbandonati nel corso dell'anno. Il conto persino è peggiore a Verona, dove gli studenti sono riusciti a coprire meno del 20% delle borse messe a bando. Il rimanente 80%, alcuni posti mai assegnati, altri abbandonati ad anno accademico iniziato. Eccole le sabbie mobili nella quali rischia di sprofondare anche la sanità del Veneto e del futuro. 1188 posti banditi nelle scuole di specializzazione delle università di Padova e di Verona, dei quali più di 1 su 4 non è stato assegnato o è stato abbandonato nel corso dell'anno accademico. Allora, mi fermo qua, dottor Vanzan. Allora, io non so se qualcuno sta veramente capendo che non abbiamo più i numeri, ma perché non abbiamo più i giovani. Non è che non li abbiamo più questi giovani, perché la denatalità si fa sentire. Quelli che abbiamo, una parte, che studiano da noi in Italia, poi se ne vanno per motivi economici, per motivi anche di sviluppo mentale, chiamiamo così, in altri paesi. Poi vedo tutto quello che è stato fatto vedere dal dottore che l'ha preceduta, ospite medici qua, il dottor Gaetano Azzimonti, che noi abbiamo tanti giovani nel mondo, tantissimi. Io ho parlato anche con tanti giovani che arrivano qua, dottor Vanzan, che sono fermi su delle stanze chiuse, che non possono neppure uscire perché non hanno il permesso di soggiorno, su dei recinti di cemento, 18, 20, 25 anni, e quando io chiedo a loro, perché ho la fortuna di riuscire a entrare qualche volta, a portare qualcosa a queste povere anime, mi dicono che sanno 4 lingue,
cosa sai fare, sanno fare dei lavori anche importanti, ma soprattutto vogliono imparare. Tanto è vero, se noi vediamo quelle poche scuole che ci sono, l'attenzione e la voglia di andare a scuola che magari non è più da noi. Però non li aiutiamo, facciamo le guerre e noi finiremo, lo dico io, dottor Vanzan, come l'Incas. Ecco, grandi geni, perché li abbiamo, perché ce l'abbiamo nel DNA, tutti ci copiano, qualsiasi cosa, però bisogna eliminarli i geni perché ci mancherebbe. Poi ci ritroviamo quei numeri che ho letto. Cosa ci dice, dottor Vanzan? È una situazione complessa. Teniamo presente che per accedere a certi lavori nell'ambito sanitario, in particolare il ruolo di medico, di infermiere, di farmacista, abbiamo l'università a numero chiuso innanzitutto. E questo ovviamente l'università è del resto obbligata a mettere il numero chiuso per garantire un servizio adeguato agli studenti iscritti. Quindi c'è un primo step che forse dovrebbe essere rivisto, ecco, soprattutto dopo la fase pandemica, perché abbiamo visto appunto questa carenza drammatica di operatori sanitari in tutti i reparti. Quindi forse, ecco, bisognerebbe rivedere innanzitutto il numero chiuso all'università e poi ovviamente lei sa benissimo che le nostre lauree sono lauree specialistiche e quindi ai fini dell'abilitazione dobbiamo fare anche un esame di Stato all'ordine professionale che comunque coinvolge solo studenti che si laureano nell'ambito della Comunità Europea. Per il resto dovrebbe essere fatto un esame specifico e convalidati gli esami per i cittadini provenienti da extra Europa. E so che per esempio, vista la penuria di personale farmaceutico, è stata fatta anche una deroga per la popolazione dell'Ucraina che non appartiene alla Comunità Europea, ma sono stati accettati in questo periodo anche laureati in farmacia presso l'Università dello Stato ucraino. Dopo c'è anche da aggiungere che effettivamente la carenza, perché comunque il numero chiuso diciamo che c'è da molti anni, ecco, però la carenza è diventata strutturale soprattutto dopo il Covid. È cambiato il modo di approccio al lavoro da parte delle nuove generazioni. Ci sono farmacisti, io cito ovviamente il nostro caso, che hanno deciso in cuor loro di cambiare professione e di dedicarsi a fare l'insegnante, quindi ad accedere a corsi e concorsi pubblici alternativi a quello della farmacia. Ci sono tanti altri nostri colleghi più anziani che dopo i 3 anni di guerra, tra virgolette, della pandemia, hanno deciso di andare in pensione anticipata o di vendere la propria farmacia perché stanchi oppure senza sbocco. Demotivati, possiamo dirla, dottor Vanzan, demotivati. Allora diamo la parola anche al professor Luciano Buso, studioso, ricercatore scientifico di arte internazionale. Certo che se continuano con queste guerre di arte internazionale ne rimarrà ben poca, professor Buso, forse qualcuno non riesce a capirlo. Prego professore, non so anche lei come commenta, cosa vuole dire, perché veramente siamo molto preoccupati perché qualcuno non sta ascoltando le esigenze del paese intero che è Italia, dell'Europa, ma però del mondo, ma a me interessa anche il nostro perché vivo in Italia, sono anche orgogliosa, mi sento italiana, mi sento veneta, mi sento europea, cittadina del mondo, io mi sento tutto, però qualcuno non sta ascoltando. Prego professore.
Buongiorno a lei Mirella e a tutti gli ascoltatori. Allora, il tasto qui toccato è abbastanza doloso, diciamo, ma non è cosa di questo tempo. Forse in questo tempo c'è un eco maggiore, ma se pensiamo per esempio al premio Nobel Carlo Rubbia, forse 20 anni, 25, forse 30, non mi ricordo, ma poi lo vedemmo uscire dall'Italia e non più tornare. Vabbè, è una cosa, diciamo, un po' stagna nel nostro paese. La cultura, e per cultura intendo tutte quelle discipline, a partire appunto dalla pittura, la scultura, arte in genere, dalla musica, soprattutto anche la musica. Vediamo, io sono stato 2 volte per esempio a Mosca, 20 anni fa, e la ragazza più banale che incontravi per strada aveva, mi sembra, 3 o 4 lauree, parlava bene l'inglese, parlando anche del pianoforte, della musica in generale, diciamo che, e lo vediamo giornalmente, che lì praticamente vengono sovvenzionate da tutta una serie di aiuti proprio statali. I loro piccoli geni o grandi che siano vengono curati e allevati in modo diciamo, che dà specchio e lustro al proprio paese. Così non è per l'Italia, sembra, anche nel mio campo, nel campo dell'arte, e quindi bisogna lottare a gomitate, ma anche questo poi non favorisce, o conosci questo, insomma c'è tutta una serie di cose per cui, diciamo, anche il giovane ritiene più opportuno. E per giovane io parlo anche di mia figlia che sta perseguendo il diploma di pianoforte al Conservatorio Stefani di Castelfranco Veneto, che sta già pensando, come molti altri hanno fatto suoi amici, e che probabilmente con ogni probabilità che lei farà, è quella di uscire dall'Italia, di andare verso lidi dove vengono maggiormente accolti, dove vengono valutati, seguiti con più amore, con più dedizione, con più trasporto. E questo bene, diciamo, che noi abbiamo in casa, e lo vediamo anche nella mia, tra virgolette, ricerca scientifica sulle opere d'arte, qui viene valorizzata meno. La interrompo un secondo, professore, perché abbiamo Antonio da Padova, se non mi cade la linea. So che Antonio poi è anche paziente, vediamo se c'è. Ciao Antonio. Buongiorno Mirella. Grazie, scusa se Antonio se ti ho fatto aspettare, ma volevo presentare Mirella, gli non c'è ospiti. problemi. Lo sai che verrei anche là, metterei anche una tenda là dove ci siete voi altri, per stare insieme a voi, perché siete gli unici che si può parlare. Io delle volte guardo le foto quando andavo a scuola con il grembiuletto, il colletto, il nastrino, una cartellina, che bello. Iniziava la scuola che mi sentivo il profumo dell'astruzzo e dell'abbecedario, del sussidiario, basta. Adesso vedo i poveri bambini, là, anche i miei figli, con 10-15 kg di roba addosso. Adesso voi mi dovete spiegare per quale motivo che ogni anno io devo cambiare i libri. Io in casa ho una biblioteca, tutti i libri che sono andati tutti fuori produzioni. Ma allora mi viene il sospetto, perché sentivo anche il discorso del Bob, degli industriali che sono con la canna del gas. Ma ho capito per quale motivo che siamo tutti con la canna del gas. Quando devi pagare 30, 40, 50, 60% di tasse, tu hai bisogno di fare reddito, di lavorare. Ma lavorare bisogna produrre. Ma cos'è che produci? E produci libri nuovi? Praticamente i nostri giovani sono condannati ogni anno a comprarsi caterva di libri perché tanti libri vanno fuori produzione. Ma questo qua è il sistema che lo sappiamo, perché i nostri giovani sono dei bravi ragazzi, abbiamo una burocrazia che ci ciuccia sangue, perché tu non puoi
ogni anno cambiare i libri, Dio santo, ma i libri, sai cosa costano? I libri costano 10-15 euro e ogni anno devi cambiare poi tutti sti libri qua. Ma ecco, bisogna fare fatturato. Con fatturato tu puoi pagare le tasse per mandare miliardi a Roma e quelli là ciucciano sangue. E guarda, la mia idea è quella e non ho altro. Cioè, la burocrazia, sono questi qua che rovinano il mondo, l'Italia specialmente. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio, grazie. Andiamo a vedere Federfarma in farmacia. Effettuare comodamente gli elettrocardiogrammi nelle farmacie di comunità con la certezza che il referto venga preso in carico, se necessario, dal Dipartimento Specialistico diretto dal dottor Andrea Di Lenarda e la possibilità offerta ai cittadini del territorio giuliano-isontino dall'accordo siglato tra Asugi e le associazioni Federfarma di Trieste e Gorizia. Oltre al dottor Di Lenarda, l'operazione è stata fortemente voluta dai farmacisti Anna Olivetti, Marcello Milani e Laura Campagna. È un accordo concluso e avviato che permette ai cittadini di recarsi nelle farmacie dei servizi e effettuare l'elettrocardiogramma che verrà letto da professionisti di Asugi, la struttura diretta dal dottor Andrea Di Lenarda, che entrerà proprio con i propri professionisti nella struttura informatica per valutare poi il paziente. Non è un sistema nuovo, la trasmissione degli ECG è da tanti anni che è attiva anche a Trieste e Gorizia. La novità è che questi elettrocardiogrammi rimangono in azienda, cioè dalle farmacie arrivano al centro cardiovascolare, vengono rifertati da noi, possono essere confrontati con elettrocardiogrammi precedenti, possono essere confrontati rispetto a una storia clinica, un accesso in pronto soccorso, la cartella elettronica, e quindi il nostro parere riesce a essere, non perché siamo più bravi degli altri, ma semplicemente perché abbiamo delle informazioni di confronto, il nostro parere riesce a essere molto più preciso e a volte non spaventare, come capita involontariamente con gli elettrocardiogrammi refertati a Brescia o refertati lontano, in cui si dice non si può escludere che ci sia una malattia che attiva percorso, pronto soccorso, visite eccetera. Oggi inizia la nuova parte della farmacia dei servizi con l'attuazione dell'accordo che abbiamo firmato a suo tempo con l'azienda sanitaria e in particolare col dottor Di Lenarda. Praticamente il cittadino avrà la possibilità di entrare nelle farmacie aderenti, che sono oltre il 50%, ed effettuare un elettrocardiogramma che verrà poi gestito e refertato dall'equipe del dottor Di Lenarda. Allora, quello che interessa veramente ed è molto importante, dottor Vanzan, è capire l'importanza che ha per il cittadino la farmacia. Non che sia più preti, non che sia più medici di famiglia, ma almeno c'è la farmacia ed è diventata una cosa importantissima che copre quel buco che si era formato, dove il cittadino addirittura all'ascolto, ecco, specialmente un cittadino diversamente giovane, abbiamo sentito, eravamo in Friuli a Trieste, cosa riesce a fare adesso all'interno delle farmacie. Prego, dottor Vanzan, questo vuol dire anche fare squadra, prego. Sì, assolutamente, vuol dire fare squadra assieme ai medici di medicina generale. La farmacia è il presidio del sistema sanitario nazionale di prossimità, è il baluardo del sistema sanitario nazionale, dove non c'è appunto l'ufficio postale, la caserma dei carabinieri, non c'è neppure magari il parroco nella chiesa, però c'è una farmacia. Ora in Veneto ci sono oltre 1400 farmacie dislocate in tutta la provincia, in tutta la regione, dalla montagna al mare alla bassa pianura padana. E c'è un rapporto di una farmacia ogni 3.000 abitanti e quindi veramente è un presidio di prossimità e di vicinanza e di sostegno della popolazione, perché sappiamo benissimo la crisi del sistema sanitario in atto dovuto alla mancanza ormai tragica, come dicevamo prima, di personale medico specializzato, e noi cerchiamo sempre in collaborazione ovviamente con il sistema sanitario regionale di sopperire a questa mancanza. Il paziente si reca in farmacia non solo appunto per l'acquisto di un farmaco, ma per un consumo
consulto sempre gratuito in una farmacia sempre aperta 24 ore su 24, perché noi abbiamo un sistema di turnazione in cui garantiamo 24 ore su 24 l'accesso alle farmacie, che lo ricordo ancora una volta, durante il Covid sono state le uniche strutture assieme ai pronti soccorso a rimanere sempre aperte, non abbiamo mai chiuso un giorno e nella necessità, nella grande difficoltà della pandemia abbiamo sostenuto la popolazione, io personalmente ho portato bombole d'ossigeno dopo la chiusura serale alla notte di Natale o prima dell'ultimo dell'anno, bombe d'ossigeno nelle frazioni vicine a pazienti che avevano necessità di sopravvivere. Abbiamo eseguito tamponi, stiamo eseguendo vaccinazione anti-Covid, siamo partiti ieri con la campagna sempre in coordinamento con la Regione Veneto e con i medici di medicina generale, con la campagna antinfluenzale che coinvolge oltre 400 farmacie in tutto il Veneto, dove potranno essere eseguite gratuitamente per la popolazione avente diritto le vaccinazioni antinfluenzali. A fine ottobre partiremo di nuovo col richiamo della vaccinazione Covid. Mi riallaccio all'interessante servizio che avete mandato prima. Il futuro è questo, la farmacia dei servizi. Stiamo già eseguendo in molte farmacie stiamo già eseguendo elettrocardiogrammi, holter cardiaci, holter pressore, spirometrie che vengono refertate da personale medico collegato in via telematica. E questo è un enorme servizio veramente apprezzato dalla popolazione, perché lei pensi ad un paziente anziano infermo che per poter fare un holter cardiaco magari è costretto a chiamare l'ambulanza, a chiedere al proprio familiare di prendersi un giorno di ferie e essere portato in ospedale con tutto l'aggravio di perdita di tempo e di anche tensione emotiva per questo paziente magari allettato. Adesso da qualche anno a questa parte può recarsi in farmacia magari sotto casa, 200 metri, oppure nel bisogno possiamo anche noi recarci personalmente proprio il domicilio del paziente, eseguendo dei servizi che sono fondamentali. E in particolare in quest'anno le farmacie di piccole dimensioni, le farmacie rurali, che sono la spina dorsale del sistema Farmacia Italia, del sistema sanitario nazionale, quelle che, ripeto, sono magari in paesini di montagna con 200-300 abitanti o dislocate in luoghi molto difficili da raggiungere, distanti dai servizi, dalla città, eccetera. Grazie all'impegno del governo e il sostegno economico del PNR, stiamo accedendo a una serie di fondi, di contributi, per cui stiamo allestendo le farmacie con strumentazione fondamentale, quale appunto l'elettrocardiogramma, l'holter cardiaco, la spirometria, ma anche strumenti di autoanalisi per analisi del sangue e così via. Noi da questo punto di vista ci siamo sempre a favore della popolazione, del paziente che abbiamo di fronte, però ritorniamo al discorso di prima, abbiamo bisogno di personale, quindi benvengano farmacisti anche dalla comunità europea, eccetera, o da paesi dove viene riconosciuta ovviamente il corso di laurea, perché c'è estrema necessità, perché l'evoluzione della farmacia comporta anche tutte queste serie di servizi, comporta anche un aggravio in termini di manodopera, di lavoro, e quindi abbiamo bisogno di personale.
La ringrazio veramente, dottor Van Zan, per averlo detto. Ecco, dobbiamo aprire più la mente, forse ascoltare, perché veramente così non può reggere il paese, non regge più. Abbiamo perso gli artigiani, stiamo perdendo i giovani. Avete sentito anche il professor Buso cosa ha detto, ma avete sentito anche tutto questo mondo del volontariato che è messo sempre più alle strette con una burocrazia che lo sta uccidendo. Questo paese non reggerà, ve lo dico io, se continuiamo così non reggerà. Perché non ci sono i numeri per reggere, perché i soldi vengono sprecati, perché non riescono a capire l'importanza delle eccellenze che abbiamo nel territorio e di valorizzarle. Allora, professor Buso, adesso io vorrei vedere anche queste foto che lei ha mandato per capire invece l'importanza dell'arte, di conoscere l'arte. Io l'altro giorno ho portato via 200 ragazzi, persone tra disabili, anziani e studenti, li ho portati a Venezia, a San Marco con 2 motonavi, siamo andati a vedere i musei civici, la Fenice, siamo stati accolti in maniera incredibile, ecco, ci hanno offerto queste entrate gratuite su queste bellezze che abbiamo e che magari non conosciamo neppure. Andiamo alle Maldive, andiamo a Seychelles, magari Venezia non sappiamo neanche, perché siamo diventati anche pigri mentalmente oltretutto. Prego, professor Buso, allora vediamo le foto. Allora, qui io vi ho mandato, parliamo di Gino Rossi, non a caso sfortunato pittore tra fine 800 e inizi 900, sfortunato in quanto la sua vita è stata veramente uno sfacelo. Terminato in manicomio nel 1926, morto poi nel 1947 in quel di Treviso, che oggi è sede della provincia di Treviso. Allora, Gino Rossi, sto parlando di un dipinto inedito, sconosciuto se vogliamo, ma che reca bensì 2 perizie degli storici Benno Geiger e del professor Luigi Menegazzi di Treviso, scomparso da poco come tutti sanno, o forse il più grande, anzi a mio avviso il più grande conoscitore dell'opera di questo grande artista del Novecento italiano. E quindi diciamo, nonostante queste 2 perizie, Benno Geiger tra l'altro è un pittore, uno storico molto importante, molto vicino a Gino Rossi, molto vicino a quello che era la vita e i sacrifici di questo grande della pittura. Quindi, pur avendo queste 2 grandi perizie, il dipinto è tuttora sconosciuto, viene conservato in quanto ereditato da una signora dell'Alto Trevigiano, diciamo, al quale fu donato alla famiglia dall'amico intimo, vogliamo dire, forse anche intimo ci sta, di Gino Rossi, ed era lo storico e scrittore Luigi Comisso. Allora, questo dipinto, nonostante queste 2 perizie, viene oggi consegnato al Metodo Buso, che ha già fatto il volume su Gino Rossi, che è questo grande volume di 600 pagine a colori, presentato nel 2014 presso la sede della provincia di Treviso, ovviamente oggi tramutato, l'ex manicomio di Treviso, oggi tramutato in provincia di Treviso. Io ho il banco solidale là, solo su un ex manicomio potevo finire col banco solidale. La interrompo un momento, professor Buso, perché abbiamo Giusy da Treviso. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al dottore, ma questi vaccini anti-influenzali, che anche quelli per il Covid, ma tanti medici, voi medici, siete contrari? Ma tanti medici sono addirittura l'anti-influenzale. Non capisco perché la scienza l'avete studiata tutti voi medici, ma perché succede questo che tanti non vogliono? Morivano anche una volta di broncopolmonite gli anziani quando al tempo che non c'era Covid, e dicevano ma di cosa è morto? Sai, l'anziano è morto da broncopolmonite, adesso muoiono e
e danno a colpa ai vaccini, a questo, a quello. Non siamo sicuri neanche noi, dottore, questo volevo chiedere. Ma perché dobbiamo essere così in confusione? Perché a chi il vaccino ha fatto bene, insomma come a me che non ho avuto nessun disturbo, ma magari a tanti che hanno avuto dei disturbi con questo vaccino, che non si sa se dipendeva dal vaccino o no. Questo datemi una spiegazione, dottore, perché non capiamo più niente. La ringrazio. Allora, abbiamo sentito Giusy, allora prima di rispondere a Giusy terminiamo col professor veramente Buso per capire l'importanza di quello che sta dicendo questi veramente geni relegati su un angolo, perché di orientamento sessuale magari diverso, molti di loro, e soprattutto visti come dei nemici del territorio, non come geni ma come persone da allontanare, tanto è vero che, come ha detto il professor Buso, io sono in provincia col banco alimentare, con gli orti sociali, perciò so di cosa sta parlando. Queste foto le vedo sempre, le hanno messe al bar le foto, professor Buso. Al bar le foto, comunque va bene lo stesso, importante che si notino per far capire di quello che sto dicendo al professor Buso, che ha capito, di questi geni che abbiamo avuto e che non vengono ancora veramente supportati da quella che dovrebbe essere la loro storia. Prego, professor Buso. Ecco, faccio una premessa così. Allora, il metodo Buso, cosiddetto ormai metodo Buso, è un metodo scientifico che analizza ed è in grado di comprendere all'interno della pellicola pellicola pittorica di ogni opera eseguita da tutti gli artisti, a partire dal tempo di Giotto di Bondone sino ai tempi nostri. Ecco, il cosiddetto metodo Buso, da me portato avanti da circa 20 anni, sta ottenendo successo ampio in tutto il mondo. Qui mi riallaccio a quanto dicevamo prima, quanto dicevate voi riguardo la fuga delle notizie della brava gente, anche la gente capace che è verso l'estero. Ebbene, questa è una realtà che mi tocca da vicino. Metodo Buso in Italia è conosciuto, sì, è in parte anche praticato, diciamo, ma soprattutto sta riscuotendo successo internazionale ovunque. Mi pervengono giornalmente forse 10-15... Spieghi, professor Buso, in cosa consiste, perché magari qualcuno si è perso le puntate dove lei era ospite, così riesce a capire cos'è questo metodo Buso. È la capacità di poter leggere tra le righe della pittura o della scultura, ma anche dei disegni, praticamente un'antica pratica in voga perlomeno dal tempo di Giotto di Bondone, quindi siamo al 1300. Gli artisti tutti, compresi i contemporanei Picasso e tutti gli altri, e anche il sottoscritto, che in realtà è stato ed è un artista da sempre, per tutta la vita. Quindi l'immissione di scritte, quindi per scritte intendo firme, ecco, come quella che state voi adesso mostrando. Qui c'è la scritta Rossi 13, nascosta sapientemente dall'artista, da Gino Rossi, in questo dipinto che ne parlavamo prima, appunto lo Straccapuorchi, dipinto nel 1913, che è una variante dell'omonimo dipinto, diciamo, conosciutissimo e pluripubblicato. Allora, l'immissione, dicevo, di scritte, date e sigle all'interno delle opere d'arte come un logo, come un marchio personale, come un qualcosa al cui non serve l'intermediario per stabilire se un'opera è di questo o quell'altro artista. Ecco, il metodo Buso è arrivato a portare alla luce di tutto il mondo oramai, e l'ampio successo internazionale anche con gli articoli scientifici. Sono oltre 20 gli articoli fatti in collaborazione con docenti universitari, e i quali vengono giornalmente visitati a San Francisco presso l'Accademia Edu da tutto il mondo, anche dall'Italia. Allora dico, perché diciamo una
una persona, chiamiamolo tra virgolette, intellettuale che fa una scoperta così valida, così profonda per il beneficio culturale del proprio paese, ma anche di tutta l'arte internazionale, perché anche gli altri lo facevano. Cioè deve ottenere e riscontrare più successo all'estero che in Italia stessa. Grazie, professore, devo andare avanti, ma è stato molto chiaro e la ringrazio di essere ospite e di veramente far capire l'importanza anche dell'arte, di conoscere l'arte, di capirla, ecco, di andare nella profondità. Allora andiamo, prima di rispondere anche alla nostra Giusy, andiamo a vedere anche un altro intervento di Luciano Buso. Le foto, ce n'è un'altra, professore, che dobbiamo vedere? Allora sì, c'era la foto del dipinto che l'abbiamo vista, qui siamo a un'altra firma Rossi messa, ma una cosa, se voi passate alla immagine 5 per esempio, per fare un po' in fretta, lì addirittura il dipinto viene messo e nascosto nel dipinto la data 84, 2 numeri, 8 e 4, eccoli qua e li vedete, 8 e 4. Non è nato Gino Rossi nel 1884? Ebbene, qui lo ha sottolineato. Quale più, diciamo, autenticità di questa data nascosta, che non è la data di realizzazione, ma della sua nascita? Pensate. Grazie professor Buso, allora torniamo dal dottor Van Zan per rispondere anche, non si è scollegato un momento il dottor Van Zan, per rispondere anche alla nostra Giusy, in attesa direi anche Giusy però che nella trasmissione vengono tanti medici, ricercatori, scienziati e che la grandissima maggioranza della popolazione si è vaccinata. Se continuiamo ancora a dare importanza a quelli che magari non riescono a capire quello che vogliono fare, siamo in libertà, siamo in democrazia, perciò ognuno faccia le proprie riflessioni e decida di fare quello che vuole fare. Ecco, ognuno può decidere. Io penso di portare delle persone autorevoli, soprattutto gente addetti ai lavori seri, e dopo ognuno può decidere di fare quello che vuole. Allora, in attesa che si ricolleghi, se riesce a ricollegarsi il dottor Van Zan, io andrei a vedere anche un'altra, visto che il QAM ha preso tutti noi, andiamo a vedere in Etiopia Debre e Behram. Andiamo a vedere il video. Sono più di 14.000 gli sfollati che vivono all'interno di questo complesso industriale chiamato China Camp in gergo locale. In ognuno di questi capannoni vivono le famiglie, arrivano a vivere quasi 1.000 persone all'interno di ogni capannone. Vivono in questo stato da un anno ormai, da quando sono dovuti fuggire dal conflitto. Le famiglie vivono così, condividendo gli spazi, alcuni di loro sono riusciti a aprire magari piccoli negozietti oppure vivono di supporto dato dalle agenzie umanitarie, tra cui anche il QAM che fornisce il supporto sanitario. Donne, bambini, padri e madri vivono tutti insieme senza nessuna separazione. I servizi sanitari sono esterni e proprio per supportare anche le condizioni igienico-sanitarie, soprattutto delle donne, una delle attività del QAM è quella di distribuire dei kit igienici con all'interno saponi, assorbetti riutilizzabili, mutande lavabili, proprio per garantire un minimo di dignità alle donne, alle madri che sono costrette a vivere in queste condizioni. Questa è una delle 6 cliniche mobili che il QAM ha istituito all'interno di 6 diversi campi per sfollati, dove viene fornita assistenza primaria soprattutto per mamme e bambini, con anche screening,
vaccinazioni per dare supporto ai più di 30.000 sfollati presenti ad Evre Berame. This IDP Kozhinov, 560 a day patients. The main diagnosis and case of pneumonia and watery diarrhea, tonsillitis and F5. Negli ultimi 6 mesi QAM ha fornito più di 70.000 visite ambulatoriali, ha un approccio nuovo, innovativo, che è quello di unire allo staff sanitario del QAM, staff sanitario dei centri di salute pubblici, creando un link, un collegamento, ma anche dando la possibilità allo staff governativo di supportare in un sistema come questo di pura emergenza, creando anche un avvicinamento maggiore tra le comunità ospitanti e gli sfollati, che sono comunque etiopi provenienti da altre regioni. How many people live in this room? 28 persons. In this room from 35 to 40 persons. Allora, vediamo se è riuscito a ricollegarsi il dottor Van Zan. Eccolo qui, lo rivediamo. Non so se ha sentito la telefonata di Giusy. Prego, dottor Van Zan. Sì, innanzitutto volevo riprendere anche l'interessante video che avete mandato. Comunque, in risposta alla signora che ha chiamato prima, ovviamente la vaccinazione, tutti i tipi di vaccinazione sono fondamentali, per iniziare da quelli della prima età, in cui ci sono queste vaccinazioni che sono altamente consigliate ai neonati e per cui hanno salvato milioni e milioni di persone nel corso degli anni. La vaccinazione anti-Covid altrettanto, ricordiamoci bene, all'inizio della pandemia, l'immagine che non ci scorderemo mai dei camion dell'esercito che portavano via le bare dall'ospedale di Bergamo, e ricordiamoci i morti che ci sono stati e l'allarme scatenato in tutto il mondo. Ecco, vaccini funzionano, io personalmente li ho fatto tutti i richiami indispensabili. È ovvio che la copertura vaccinale è di 4-5 mesi, dopo va fatto eventualmente richiamo, però con il vaccino si è permesso di portare da una pandemia a una situazione endemica in cui il virus circola ancora attualmente, però è meno importante rispetto a qualche anno fa, per cui anche la stessa vaccinazione antinfluenzale è fondamentale. Ricordiamoci che nel mondo muoiono molte più persone, sono morte negli anni scorsi molte più persone per una semplice influenza che per altri tipi di patologie, per cui soprattutto nei pazienti ad alto rischio di complicanze, stiamo parlando di pazienti anziani oppure in pazienti con pluripatologie, patologie cardiache dell'apparato respiratorio, insufficienza renale, soggetti immunodepressi, eccetera, è fondamentale vaccinarsi. Sentiamo anche Rosa, dottor Van Zan, perché il tempo corre purtroppo. Prego, Rosa. Pronto? Sì, pronto. Volevo salutare la Mirella che sono tornata e sono stata via perché sono stata male. Ecco, volevo dare un saluto a Mirella. Grazie. Grazie, perciò, Rosa cara. Sì, volevo dire un'altra cosa. Sì. Non ascoltare appunto, la televisione, gli argomenti Rosa. sono molto interessanti, sia quello del virus e sia quello di prima che era
sull'arte che abbiamo qua in Italia e tutto. Visto che sono la moglie, purtroppo è mancato mio marito, di un restauratore. Ecco, ci sono molti argomenti molto interessanti. Grazie Mirella. Rosa, un abbraccio. Speriamo che cara. una volta ci troviamo, perché sono stata purtroppo per una Va bene malattia. Rosa. Ti devo lasciare Rosa perché sono in chiusura. Il dottor Vanzan stava spiegando molto bene, perché Giusy, la preoccupazione di Giusy era che dei medici dicono di non vaccinarsi. Ecco, come mai, diceva Giusy, questi medici, e sì che hanno studiato anche loro, ci dicono di non vaccinarsi anche per l'antinfluenzale. Era anche questa la domanda, dottor Vanzan. Non entro nel merito di scelte personali. Io personalmente, come tutti i farmacisti italiani, abbiamo fatto un corso di studi di oltre 20 anni. Ci siamo diplomati, laureati in una professione sanitaria specialistica. Abbiamo fatto i corsi di specializzazione, abbiamo fatto corsi anche negli ultimi anni il corso dell'Istituto Superiore di Sanità per poter essere e diventare farmacisti vaccinatori, per cui bisogna capire, ecco, l'approccio. Ecco, il nostro è un approccio scientifico e ovviamente ci affidiamo a delle fonti autorevoli quali il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, eccetera. Dopodiché le scelte personali non entro nel merito. Grazie, grazie, veramente grazie, dottor Vanzan. Vuole aggiungere qualcos'altro, dottore, prima di salutarci? Sì, ecco, solo per complimentarmi con il video precedente, che ho visto solo in parte finale, per dire che comunque anche le farmacie e i farmacisti italiani sono al fianco e nel loro piccolo sostengono iniziative sociali, quali da oltre 20 anni la Fondazione Banco Farmaceutico, la Fondazione Rava, in cui cerchiamo di dare il nostro piccolo un contributo e organizziamo assieme a loro la giornata nazionale di raccolta del farmaco, la giornata nazionale di raccolta dei farmaci per i bambini, andando incontro appunto al bisogno concreto di aiuto della popolazione veneta, popolazione italiana, che fa fatica anche solo a comprare una scatola di paracetamolo del valore di 5 euro. Ecco, noi come farmacie ci siamo al fianco di queste fondazioni umanitarie che cercano appunto nel concreto di aiutare i bisognosi nel reperimento del fabbisogno farmaceutico, che è fondamentale come il fabbisogno alimentare di cui parlava prima del Banco Alimentare. Allora la ringrazio di averlo detto, l'avrei detto io adesso alla fine, perché io faccio parte di questa raccolta con il Banco Alimentare che ho proprio all'interno della provincia, dottor Vanzan, dove da anni proprio con la Fondazione Rava raccogliamo proprio nelle farmacie trevigiane questi farmaci che poi vengono portati al Banco Alimentare che ho in provincia e distribuite alle famiglie che accedono al banco perché ne hanno veramente bisogno. Perciò volevo proprio ringraziare di cuore, perché per noi è oro colato. Avete sentito cosa ha detto il dottor Azzimonti, ma non manca neanche in Italia tanto, visto che continuano a aprire banchi alimentari, vuol dire che c'è una richiesta di aiuto da parte delle famiglie che non è solo alimentare ma anche sanitaria, anche farmaceutica, perché non ce la fanno. Perciò grazie anche a nome di tutto il mio banco alimentare, dottor Vanzan, per quello che fate e che ci state vicino. Grazie, veramente grazie. Allora sentiamo anche come ci saluta il professor Buso. Professore, come ci saluta? Promessa. Dunque, e sarà un prossimo nostro appuntamento, casomai, Mirella, la scoperta, lo studio quindi prima scientifico e la scoperta dell'uomo che sta avvenendo proprio in questi frangenti sull'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, conservato proprio alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Ecco, questo sarà un prossimo nostro incontrarci e spiegheremo cose che sono nuovissime.
Grazie, veramente l'aspettiamo con queste importanti e anche veramente della storia, cos'è la storia che è rimasta, ecco, conoscere la storia rimasta fondamentale. Grazie anche al professor Luciano Buso, grazie pubblicità. Vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo da Resana il sindaco Stefano Bosa, secondo mandato civica. Buongiorno sindaco, come sta? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti, benissimo, grazie. Mi fa piacere sentirla bene. Abbiamo anche collegato Gianluigi Buosi, presidente comunità Meccatronici Trevigiana. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi e ai telespettatori, grazie. Finalmente parleremo anche di manualità, visto che dicono che questi giovani non hanno manualità, non sanno fare niente. Sono convinta che il presidente Buosi ci dirà tutt'altro. Forse non li conosciamo abbastanza, non li ascoltiamo abbastanza e forse facciamo far loro poca manualità anche all'interno delle scuole. Molta didattica, loro invece vogliono fare manualità, lo hanno anche dichiarato, perché hanno le idee più chiare di quelle che pensiamo. Allora io inizierei proprio dal sindaco Stefano Bosa. Com'è la situazione economica sua, sindaco? È ricco? È ricco è una parola grande. Cerco di lavorare e mantenere la famiglia per quanto riguarda personalmente. No, sa perché glielo chiedo? Perché ho avuto ospite il sindaco di Cortina, che ha detto che invece per lui non era un problema, ecco, continuare a supportare anche dopo le Olimpiadi la pista da bob. Allora io ho detto che forse ci spostiamo tutti a Cortina, perché è l'unico sindaco che dice che ha tutti questi soldi per fare anche questi interventi, perché io tutti i sindaci che ho hanno tutti no la coperta, un coriandolo. Lei penso invece che abbia una copertina, almeno da quello che ho sentito, ma visto le esigenze del territorio, cosa mi dice Presidente? Com'è la situazione del suo importante osservatorio? Parlo io o l'altro? Prego, finito la domanda. Ok, no, ho sentito sì che hanno bloccato questa pista a bob, effettivamente sono soldi, cioè un investimento importante, direi troppo importante per le finanze locali, regionali e del nord. Noi come comuni tiriamo sempre la cinghia su tutto, spegniamo anche le luci di notte, cerchiamo di risparmiare adesso sul riscaldamento, cerchiamo di tirare un po' per tutto per cercare di far quadrare i conti, quindi arrivare a fine mese, riuscire a pagare gli stipendi dei dipendenti, pagare i servizi sociali, pagare i vari servizi che vengono fatti. Dire che abbiamo tanti soldi per fare altre cose, almeno per noi, il nostro piccolo no. Non so, i comuni magari più importanti, tipo Cortina, i comuni turistici che magari hanno la presenza anche di tanti turisti che portano risorse. Per noi effettivamente le risorse sono limitate, sono quelle, abbiamo margini di manovra molto limitati e bisogna sapere gestire bene il patrimonio, le manutenzioni, le spese, quindi una gestione oculata delle risorse è importantissima, perché i nostri comuni hanno tra vincoli di bilancio, minori trasferimenti, risorse sempre minori, spese che aumentano come tutte le famiglie, sono costretti davvero a volte fare anche salti mortali, fare dei miracoli per cercare di far quadrare il bilancio. Allora, visto che ha parlato di comuni, vogliamo anche sentire cosa è la sua riflessione su unione o fusione dei comuni. Prego, sindaco. Io ho l'esperienza diretta dell'Unione, attualmente tra l'altro sono il presidente dell'Unione dei Comuni Marche Occidentali, abbiamo 4 comuni in Unione da 6 anni, che sono il capofila, il comune più grosso è Vedelago, poi c'è Resana, Riese e Loria, sono comuni qui della Castellana. Dire che va tutto bene non è vero, perché sono tanti problemi, come tutti gli enti hanno dei problemi, perché risorse limitate, personale non se ne trova, è sempre più difficile. Diciamo che per noi l'unione è un'opportunità per cercare di crescere come realtà locali. La nostra unione non porterà alla fusione, siamo comuni comunque autonomi, comuni di una certa dimensione, più piccola, 9.000 abitanti, quindi sono piccoli comuni. Diverso è l'unione di fusioni agli altri comuni più piccoli, cioè penso a comuni che hanno 100 abitanti, ce ne sono anche qualche comune più piccolo del comune del Veneto a 70-80 abitanti, quindi comuni che tra virgolette sono obbligati quasi alla fusione, visto che
personale non si trova, sono sempre gli adempimenti sempre di più, quindi i comuni devono essere gestiti in maniera collegiale, quindi una gestione unica di questi comuni che poi però, attenzione, ognuno ha le proprie peculiarità, quindi il proprio territorio da rispettare, però tanti servizi devono essere quanto minimo associati, quindi i comuni si associano a quei servizi. Se poi questi servizi vengono trasferiti a un altro ente, che può essere l'Unione, o addirittura vengono inseriti in un nuovo ente che è la fusione, è là un passo che deve essere deciso dai vari sindaci o le comunità locali. Abbiamo Nadia da Treviso. Ciao Nadia. E buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io parlo di quello che ti ho detto l'altro giorno, che ho interpellato quello signore che avevi della Codacons. Sì. Ti avevo parlato appunto dei pagamenti col bancomat. Sì. Allora ho chiesto, ieri sono andata in posta, io ho il conto corrente in posta, e le ho chiesto questi cioè quando io faccio un pagamento e lo faccio per esempio al giorno 19 settembre, perché io ho la lista movimenti. La valuta? La valuta viene effettuata il giorno 15, 4 giorni prima. Io ho chiesto come mai e mi ha detto che dipende dalla banca che ha il supermercato. Dunque ci hanno detto di adoperare la carta per andare a fare i pagamenti, anche per un caffè, per un giornale. Ma quando che io, normalmente è una spesa di 50, superiore ai 50 euro, mi trovo che mi fanno la valuta 4 giorni prima, a me non va bene, perché io faccio la spesa quel giorno. Meglio piangere per non ridere. Vuoi dire qualcos'altro, Nadia? Ma no, bisognerebbe che invitassi qualcuno che lavora in banca e che ci spieghi bene, perché io da oggi in poi non adopererò più il banco post o la carta di credito, quello che è. Io non pagherò, pago in contanti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ecco, abbiamo sentito una riflessione importante che fanno i cittadini, perché i conti non tornano mai a favore nostro, ma sempre a favore di qualcun altro. Allora, Sindaco, come commenta questa telefonata? Lei che di conti se ne intende? A sentire la sua banca più che la banca del negozio, perché le commissioni, le valute vengono decise mentre poi fai il contratto con la sua banca. Quindi attenzione a questo, è un passaggio importante, che stia attenta quando va a fare richiede il banco, la carta di credito, quindi con la sua banca, stia attenta nelle condizioni della sua banca, quindi è un contratto che va fatto, sono 50 pagine immagino, sono difficili da capire, spero che trovi un funzionario di banca che magari può dare un consiglio per le sue esigenze. Vede Sindaco, quella che è la tragedia è che nessuno spiega e non c'è la trasparenza che dovrebbero dare alle persone che si recano a questi sportelli. Come ha detto lei, io non devo essere fortunata a trovare l'impiegato sensibile, io devo trovare la persona che mi spiega per filo e per segno i pro e i contro, e questo non avviene. Non avviene. Quando io ho detto che quella persona che mi ha chiamato, che è andata per prendere i bot e si è vista dire il tasso di interesse glielo daremo dopo, quando si farà l'asta, ma come? Me lo darai nel momento che io acquisto questi bot? Non dopo. Eppure funziona così, perché ci siamo anche informati e funziona così. Capisce che la Nadia è uno dei casi nelle quali invece dovrebbe esserci la maggiore informazione e trasparenza. Quella che è trasparenza invece vogliamo capirla anche con Gianluigi Buosi, presidente comunità Meccatronici Trevigiana, che dicevo prima, sul problema dei giovani. Ecco, questa trasparenza che loro hanno quando parlano, quando li ascolti, che hanno anche le idee chiare. Abbiamo le migliori università, lo dicono loro, i ragazzi, i laureati, facciamo una formazione fantastica e manca il dopo. E il dopo non c'è. Cosa ci dice Presidente Buosi? Prego.
Che le dico, se ha osservato 3 minuti fa anche il nostro sindaco ha detto che a volte non si trova il personale, quindi un ente pubblico che non trova il personale è lascia molto a pensare, perché una volta uno che entrava nell'ambiente pubblico gli faceva solo piacere, lavorare in banca faceva solo piacere. Oggi io sono circa 5 anni, 6 che non ricevo richieste da parte di ragazzi: posso venire a lavorare da te, quest'estate vorrei venire a lavorare da te. È successo qualche caso nei ragazzi che fanno gli stage scolastici, di cui ne faccio 3 o 4 all'anno, dipende dalle scuole e quante persone hanno disponibili. Io li faccio gli stage, questi ragazzi vengono coinvolti, vengono fatti sporcare le mani, diciamo, giusto per dargli così anche la praticità, la manualità, anche perché quando li hai qui diventa qualche volta pericoloso fare certe operazioni, eccetera, quindi deve stare molto attento. Però nella sicurezza più totale gli si fa fare tutte le varie operazioni, dal cambio gomme al gonfiaggio della gomma, al tagliandino assieme al ragazzo magari più competente, a vedere come si fa una ciga di distribuzione, cioè tutte quelle parti, diciamo, mobili e non mobili di una vettura che hanno bisogno di manutenzione, e quindi i ragazzi vedono, apprendono, si interessano, piacciono, non piacciono. L'unica cosa che ho notato negli ultimi anni è che le scuole, tra virgolette, hanno tanti ragazzi extracomunitari che però non riescono a parlare bene neanche l'italiano, non riescono, diciamo, a scrivere l'italiano, perché adesso con i registri elettronici a fine giornata devono scrivere, diciamo così, il resoconto della giornata, cosa hanno fatto, non hanno fatto, eccetera. E alla mattina io devo dargli un voto e scriverlo sul registro elettronico e controllare cosa hanno scritto. Spesso e volentieri sono costretto a fargli, tra virgolette, riqualificare la frase, ricorreggere la punteggiatura, eccetera. Io purtroppo non ho che abbia una scuola di elevato grado, perché ho 62 anni, ho finito le medie e dopodiché ho tentato le superiori, ma non c'era il tempo, bisognava lavorare, quindi ho dovuto autoistruirmi nel tempo il più possibile, però chiaramente la mia cultura è un po' di basso livello, diciamo, però vedo che questi ragazzi che vanno alle superiori, terzo, quarto, quinto anno, a volte ne sanno meno di me dell'italiano, quindi mi dispiace questo, diciamo, da parte che le scuole non riescono a creare, diciamo, l'inserimento anche questi ragazzi, perché ci sono anche ragazzi italiani che magari nella terminologia o nelle cose non sono proprio così veloci, sono bravissimi ad esempio con i computer, col fatto di saper riprendere una linea, scrivere qualcosa su internet. Ecco, la strumentazione diagnostica ad esempio lavora molto su collegamenti internet, eccetera, allora gli fai giocare un po' così con la diagnostica per vedere come funzionano le macchine, eccetera. Li vedo interessati, eccetera. Le scuole purtroppo però sono un po' distanti dal nostro mondo, perché hanno dei laboratori che a volte sono fuori tempo e fuori luogo, e a volte non si riesce magari anche a fornirgli attrezzatura adeguata chiaramente ai mondi moderni di oggi. Diciamo che la cosa è già importante che vengano insegnati, diciamo così, i principi di determinati componenti, di determinate cose, come funziona la macchina, eccetera, e dopodiché magari si fa il meglio che si può. C'è comunque anche da dire che in contropartita c'è anche un grosso calo demografico, perché una volta dove c'erano delle scuole negli anni che avevano 2 o 3 classi di motoristi o meccanici, chiamiamoli come vogliamo, oggi si trovano con fatica ad arrivare ai 28 componenti per creare una classe, magari 25 componenti, quindi c'è anche un calo di richiesta da parte del mondo, diciamo, del giovanile, di andare a fare i lavori, chiamiamoli poveri nel senso dove bisogna mettere un po' di manualità, bisogna sporcarsi un pochino gli indumenti, eccetera, eccetera. Però in contropartita c'è anche il fatto che questo non è colpa dei giovani, ma è colpa un po' degli insegnanti, scusate, della famiglia, cioè tanti genitori dicono ma vuoi andare a sporcarti le mani per 5, 6, 7, 8, 10... Il nostro lavoro, dico nel mio settore, comunque vedo anche tanti altri settori qui attorno, hanno la stessa problematica di riuscire a raccogliere giovani e farli rientrare nel loro circolo operativo, diciamo, di attività. Però, e non Presidente è vero che... Buosi, mi scusi, lei ha detto una cosa importantissima. Noi potremmo avere queste figure, perché ci sono dei ragazzi che sono anche capaci, ma non sanno l'italiano. E io non sono in grado
di gestire. Mi scusi, Presidente, ma lei da solo non può arrivare da nessuna parte? È la scuola che lo dovrebbe supportare. Mi sembra che questi ragazzi, guardi che io li conosco, sanno 3 lingue. Sicuro non sanno l'italiano, ma sanno l'inglese, il francese, sanno delle lingue che qui qualcuno, abbiamo i mediatori culturali, qualcuno dovrebbe supportare questo Presidente che sta cercando di fare del suo meglio, trovando una scuola che non è all'altezza. Perché la scuola non può fare tutto da sola o coinvolgere se non è all'altezza della situazione. Noi avevamo gli istituti professionali, Presidente. Mi vuole far sapere perché sono spariti? Mi vuole dire perché i laboratori nelle scuole non si possono più chiamare laboratori ma magazzini? Perché io li ho visti, ho fatto anche le riprese, Presidente. Mi vuole capire, mi vuole spiegare perché non fanno squadra con lei, supportandola su quella che è un'esigenza del territorio di trovare personale? Perché questi ragazzi che ha detto lei non sapranno l'italiano, ma sanno fare i falegnami, sanno fare i meccanici, ascoltate bene la Mirella, sanno fare gli agricoltori, però non arriva il permesso di soggiorno. Però a scuola non gli mettono il supporto per imparare velocemente la lingua, che la imparano velocemente. Capisce che il Presidente è isolato perché lo vogliono isolare, perché qualcuno pensa di vivere in eterno da solo. Sindaco, come commenta le parole di questo Presidente che ha spiegato benissimo la situazione? Io vorrei anche fare, ma non sono all'altezza da solo di portare a termine. Pure i ragazzi li ho, saranno anche pochi, sono di vari colori, ma non riesco a insegnare perché manca anche della base che è la lingua. Prego, Sindaco. Sì, allora il Presidente tra l'altro ha introdotto un discorso che io proprio ieri lo facevo con l'officina meccanica che seguo per lavoro e mi diceva che non trovano dipendenti i ragazzi perché piccola officina, quindi 6-7 dipendenti, eventualmente chi fa lo stage o comunque fa il corso professionale preferisce andare nelle grandi aziende, quindi aziende strutturate, aziende di una certa dimensione, metalmeccanica ci sta. Però quello che deve passare il concetto, secondo me è sbagliato, che negli anni scorsi è passato e forse adesso si sta un po' cambiando, è che l'officina meccanica di una volta, col meccanico che veniva fuori tutto nero perché lavorava negli anni, è cambiata. Cioè non dico che si può andare a lavorare in giacca e cravatta, però sono lavori macchinari, strumentazioni che veramente serve una preparazione e non è più, probabilmente confermerà anche il Presidente, quando ha iniziato a lavorare lui, l'officina era completamente diversa, adesso ci sono sistemi, modalità di lavoro completamente diversi in cui è un lavoro sì impegnativo come lo sono tutti i lavori, perché nessuno ti regala nulla, però che può essere anche remunerativo, quindi deve essere il passaggio fondamentale anche culturale che noi dobbiamo fare con i giovani ragazzi. Ok, è bello fare il medico, l'avvocato, il notaio, però anche là ci sono le sue difficoltà, ma anche certi lavori che hanno una componente di manualità, ma hanno tanta componente anche di preparazione professionale, di utilizzo, di strumentazioni importanti, quindi non è il meccanico, cioè tra l'altro ha cambiato nome, non è più meccanico, è meccatronico, perché poi perché si parla di elettronica, si parla di meccanica integrata con l'elettronica, quindi sono lavori diversi rispetto a quelli che hanno fa, però secondo me ai giovani, in particolare ai genitori e quindi anche a noi, metto che in prima persona, dobbiamo farlo passare ai nostri figli, cioè dire ragazzi scegli il lavoro che ti piace, non è detto che perché c'è meno manualità un lavoro più semplice, quindi sì, ma o meno, scusa, o più non passiamo sempre il cerino alla famiglia, noi dobbiamo intrigare questi giovani anche al di fuori della famiglia. Allora, vogliamo capire che una volta nelle scuole c'erano le applicazioni tecniche, si diceva, e ognuno vedevi dove era più portato. Qui stiamo parlando di una scuola che ha tolto quello che era invece un importante settore, che è quello della manualità, capire
questo ragazzo dove è più orientato. Le ho detto che io sono andata nelle scuole e molti laboratori sono magazzini, non la fanno più e i ragazzi intervistati dicono vogliamo più manualità anche nel pomeriggio, li abbiamo intervistati noi sindaco, perciò lasciamo perdere la famiglia che quasi sempre non c'è perché abbiamo più divorzi e separazioni che altro anche qua nel nostro territorio di quelli che la sanno molto lunga e che dicono la famiglia, la piga 3 amanti e 8 mogli, ma non importa questo, vogliamo capire che la concentrazione deve essere data a quei ragazzi che ci sono, che vogliono più manualità. Vladimiro da Rovigo, poi il sindaco risponde. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, che ho atteso con impazienza. Scherzo. No, beh, se posso, prima di parlare, se posso tornare sul discorso delle piste da bob, sì, se no prego, subito anche se il discorso è fuori tempo. Prego. Boh. No, allora stamattina guardavo c'era la signora De Cortina, no? Ecco, allora ripeto ancora una volta, non so conoscenza in grado di dire se è giusto o sbagliare fare o non fare le piste da bob e neanche faccio parte di nessun partito, quindi ragiono in base alle mie conoscenze e in base ai miei convincimenti. Mi rendo conto che in questo periodo qua, nel quale le ideologie, gli idealismi, le fedi, via parlando, latita enormemente, e il metodo finisce per avere un'importanza decisiva quasi, almeno quello è il comportamento, no? Allora, mi credo che la Cristina Guarda sia una brava ragazza, che lei è convinta delle sue idee, anche, pare sincera anche, cioè una ragazza leale, però quello che dice, ha detto che in Parlamento a Roma gli onorevoli ha votato a maggioranza contro la pista da bob. No, maggioranza, tutto il Parlamento ha votato contro. Benissimo, non cambia nulla. Quindi a tua trasmissione, ma anche io ho sentito 100.000 volte dire che gli onorevoli, per dirle in parole povere, quasi tutti dei mangiasoldi e tradimento, che non ascolta le persone, non ascolta il territorio e via parlando. Quando che mi arrivano a fare degli onorevoli questa idea qua, a me sinceramente non mi interessa nulla, né chi vota a favore della pista da bob a Cortina, né chi vota contro la pista da bob a Cortina. Li considero inutili e, come dire, da non seguire, quello che fanno non mi interessa. Cioè, non è che mi vado ad appellarmi al voto bulgaro fatto in Parlamento a Roma contro la pista da bob per sostenere una tesi. Se qui va in nulla, io va in nulla sempre. Un'altra cosa, mi vado spesso, vado spesso nei mesi caldi nel bellunese, vado a Belluno, Teve, vari indicatore e via parlando, parlo con la gente e ho visto che veramente lì i bellunesi sono convinti dell'idea, quello che porta avanti il Bard, no? Cioè dell'idea di fare la regione dolomitica, che vuol dire per le povere mettere insieme Belluno, Trento e Bolzano. Mettere insieme a Belluno, Trento e Bolzano vuol dire che a Belluno puoi fare come chi fa nel Trentino Alto Adige, cioè quando chi vuole fare una infrastruttura che mette 2 anni, i parte decorsa e gli fa tutte le infrastrutture che gli serve. E qui ascoltavo il signore, ero molto perplesso nel mettere assieme delle persone che magari anche a ragione, ripeto, io non so l'altezza, essere contro l'infrastruttura pista da bob, che però se domani potesse in via decorsa col Trentino Alto Adige, per poter fare da domani in poi tutte le infrastrutture che gli interessa di fare, farle senza problemi, e se gli dicesse guarda che il Consiglio regionale a Venezia è contrario, di dire guarda che non me ne frega più nulla, perché Vladimiro, devo chiudere, cioè... se no non riescono a risponderti, perché purtroppo sei arrivato lungo e la trasmissione sta terminando, ma sei stato molto chiaro come al solito. Poi Vladimiro non è contro la pista da bob o contro le Olimpiadi, è contro lo spreco di denaro, di questi soldi che in questo momento servirebbero in altre situazioni, su un contesto fragile. Abbiamo sentita l'urbanista, cioè non è che vengono persone a caso invitate per parlare di questo. Io e te è logico che non possiamo sapere, ma ci sono anche gli addetti dai lavori seri che sanno quello che dicono, e sono soldi nostri e noi abbiamo tutto il diritto, a te non interessa, ma a noi interessa sapere invece come vanno impiegati. Allora, detto questo, grazie Vladimiro. Sindaco. Sì,
Parliamo ai meccanici o parliamo È lo stesso, come vuole lei, Sindaco? No, allora sui meccanici hai ragione, prima hai detto servono scuole di formazione, bisogna investire anche là, quindi servono risorse per creare laboratori e dare la strumentazione a questi ragazzi che escono da scuola in maniera che già almeno una base di preparazione possono avere per andare a lavorare. Poi chiaramente la scuola fino al posto di lavoro, cioè uno deve adattarsi i primi mesi, capire, imparare per poi crescere e lavorare. Sulla pista da bob non ho capito l'ultimo intervento, mi pareva a favore della pista da bob, certo. Mentre io da qui da esterno sono un po' contrario. È molto sempre stato a favore, ma è anche giusto così sentire le varie parti, però poi bisogna ascoltare anche gli addetti ai lavori e penso se tutto il Parlamento, come ha detto Cristina Guarda, ha votato contro e tutto il Parlamento non è una parte, vuol dire che i conti non tornavano per nessuno e che era una spesa inutile. Lasciamo stare il bob, lasciamo stare e guardiamo la spesa, il succo del discorso. 150 milioni alla fine per una pista che avete sentito servirà a 44 persone. Detto questo sentiamo Luigi da Verona. Vai Luigi. Sì, buongiorno a tutti Mirella e complimenti sempre per l'ottimo servizio che fa, è incomiabile veramente. Grazie. Per questa grandissima trasmissione. Intervengo solo sinteticamente su due cose, due spunti perché visto il tempo che ci hanno qua. È stato portato stamattina dai vaccini, adesso si parte con la vaccinazione, con questa ancora storia dei vaccini, benissimo, ma la domanda da porsi, se volete sinteticamente, come mai, visto tutte le asseverità e le avversità che accadono e che veniamo a conoscenza, perché siamo ancora in queste condizioni che non viene data un'informazione anche per chi non si volesse vaccinare, di mettere a disposizione una linea appositamente in modo tradizionale. Per quale motivo? Questa è una domanda importante. Seconda cosa, siamo sempre alle solite, qua i sindaci, complimenti, parlano sempre che non ci sono soldi nelle casse, non ci sono soldi perché manca la coperta corta e tutto il resto. Però li spaventa quando gli parliamo di indipendenza, come se fosse chissà che cosa. E questo è il problema, è un problema di responsabilità poi alla fine, perché dobbiamo arrivare a lavorare sui nostri territori. Se non abbiamo soldi, signori, continuiamo ad andare con questo residuo fiscale di 15 o più miliardi di euro all'anno, non ne veniamo fuori. Che dobbiamo lavorare sul nostro territorio, avere un'informazione corretta, entrare nei temi. Non mi dilungo, bisogno dei comuni, va benissimo, ma se mancano i soldi siamo sempre lì. Buona giornata Mirella e saluto i suoi ospiti. Grazie Luigi, salutiamo anche Verona, avete chiamato dappertutto anche questa mattina. Prego Sindaco e poi chiudiamo col Presidente Buosi. Prego, veloce Sindaco. No. Sì, sull'ultimo intervento, due cose. Uno, correggo il telespettatore che ha chiamato perché ha detto che non c'è informazione sui vaccini. Attenzione, come URSS 2, ma penso tutti gli URSS, è stato creato per chi durante il Covid non si vaccinava, delle chiamate in cui c'erano dei professionisti che spiegavano filo per segno rischi, vantaggi o no, quindi c'era questo servizio. L'altro discorso parlava di indipendenza, io direi di autonomia, si tratta di responsabilizzare chi gestisce le risorse, quindi se io ho un'autonomia e indipendenza posso gestire le mie risorse e sono responsabile di quello che faccio, chiaramente secondo me questo è un vantaggio per il gestore degli enti, però sappiamo sono discorsi più grandi di noi. Però Sindaco, visto che avete fatto squadra, che avete creato anche questa unione di sindaci, cercare anche di far capire anche all'interno ai dirigenti scolastici che forse la manualità anche nel pomeriggio non sarebbe male, visto che viene richiesta da questi ragazzi, a tutti questi bulli invece di fargli fare 4-5 ore, fargli fare 8-9, che studino, chissà che il cervello ragioni meglio, in assenza della famiglia, come ripeto, che in moltissimi casi non c'è situazioni drammatiche, perché bisogna anche capire cosa c'è dietro la medaglia di questi atteggiamenti. Forse voi ci riuscirete, dobbiamo fare squadra tutti insieme col mondo del volontariato che è enorme, ma la burocrazia che ci blocca, la privacy, perciò non arriviamo ad arrivare alle persone che sono in difficoltà, ma se non le conosciamo cosa facciamo? Allora abbiamo 7.000 associazioni ma poi un pugno di mosche perché troviamo l'anziano morto oppure che non riusciamo ad aiutare. Detto questo passiamo al Presidente, devo
devo chiudere. Presidente Buosi, ecco, cosa vede nei giovani? Ecco, quelli che lei frequenta, aspettando che qualcuno la supporti su quello che ha detto che è stato veramente importante. Ecco, non cerchiamo di guardare il colore, guardiamo cosa è questo giovane, cosa fare questa persona che ha un cuore, un cervello e ha solo la pelle diversa e non sa l'italiano magari. Prego. Sì, quello del discorso della lingua è solo più che altro per loro, perché magari in qualche modo ci si capisce, dopo magari qualche volta ci si capisce in inglese, si cerca magari di capire quel poco di inglese che io ho imparato, magari qualche terminologia si riesce anche per riuscire a farglielo capire meglio. Comunque la lingua è una soluzione, un'altra soluzione che comunque è in atto con le scuole è la collaborazione scuola-lavoro, e quindi ci sono quei programmi in cui i ragazzi, anziché fare tutte le scuole, tutto il percorso scolastico a scuola, hanno circa 400 ore di percorso, diciamo, scolastico fatto direttamente in azienda, che è una cosa importante, è difficile da gestire e da fare a volte perché ci sono problemi con la sicurezza, eccetera. Bisognerebbe che anche nel discorso responsabilità nei nostri riguardi e della scuola qualche volta ci fosse, diciamo, avvicinata anche la responsabilità dei ragazzi, perché non può essere che se uno si taglia un dito io rischio la galera. Cioè, il problema è sì, ci vuole anche un po' di arte e parte, diciamo. Presidente, facevo parentesi, per forza chi vuole chi mette in galera, qui che commette veramente e noi va di sicuro in galera, basta togliere un buon avvocato, chi che va in galera, io che se il ragazzo stai al Dio va in galera, io è facile, no, io da riempire i galere con chi? Prego, Presidente. Io cerco di fare del mio meglio, di assistere il ragazzo, di insegnargli tutto quello che so, perché tra l'altro è una bellissima cosa avere giovani all'interno dell'ambiente di lavoro, perché a volte ti ringiovaniscono, cioè ti danno idee nuove, ti raccontano della ragazza, ti raccontano di come sta il mondo fuori, che a volte noi, tra virgolette, un po' più anziani non riusciamo, magari pensiamo solo al lavoro e non riusciamo neanche ad andare a guardare se fuori c'è bel tempo o brutto tempo. Quindi avere questi ragazzi per noi è anche un grossissimo vantaggio, diciamo. Io sono soddisfatto quando faccio gli stage ai miei ragazzi, eccetera, e le nostre officine, ma anche altri artigiani che hanno altre tipologie di attività, sono tutti in cerca di ragazzi e di giovani da inserire nel Però Presidente, mi scusi, però questa meccatronica, io ho avuto dei ragazzi che sono venuti al Banco Solidale, meccanici, nel momento che si sono presentati per essere assunti gli hanno detto il patentino da meccatronico, cosa? Il patentino a meccatronico? Ma noi non sappiamo mica niente di questo. Capisce che io torno indietro anche alla storia, che mi ricordo bene. Questi ragazzi hanno detto, Mirella, ma chi è che sapeva? Non ce l'ha detto nessuno. Prego, Presidente. Sì, no, allora il patentino meccatronici è una cosa che è stata istituita, eccetera, però diciamo che quando uno fa un corso motorista in automatico esce come meccatronico non completo, perché chiaramente mancano i 5 anni così di apprendistato, diciamo, non dico apprendistato, ma di esperienza sul campo, perché per diventare un buon meccatronico, diciamo, ci vuole anche tanta esperienza dietro. Basta quindi, così, Presidente, abbiamo già capito tutto, è stato chiarissimo. Grazie, Presidente, devo chiudere. Sindaco, come ci saluta? Vi saluto sperando che domani esca il sole e i prossimi giorni siano migliori. Speriamo che davvero arrivi un po' di luce in questo scenario non proprio bellissimo. Grazie, grazie Sindaco, mi piace molto questa chiusura, la ringrazio, speriamo, ma mi sa che abbiamo un fine settimana con pioggia. Grazie al Sindaco Stefano Bosa, grazie a Gianluigi Buosi, Presidente Comunità Meccatronici Trevigiana, grazie e la posta di Mirella. На манеже акробатическая пара. Дан Запашный и шимпанзе